Ritorno. Sono arrivato nel mio borgo con un tricolore in mano, ma nessuno lo degnò di uno sguardo e nessuna finestra era aperta per accoglierlo. Solo un vecchio dalla barba bianca mi venne incontro e mi disse: dammelo e non temere, lo sventolerò io per sempre, anche quando questa terra sarà soltanto un nome. Era il Signore. Questa è una poesia che mi è arrivata dal figlio di Antonio Zappador, il professor Antonio Zappador Esule, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, Gianni Zappador, per ricordare questo uomo che veramente ha vissuto una storia tremenda, è dovuto scappare. Domani sarà la giornata appunto delle foibe, del ricordo e soprattutto quello che si non vorrebbe più vedere con le guerre. Invece continuiamo a vedere queste morti atroci. Ecco, questi esuli. Lui è morto fortunatamente a 100 anni, si interessava di tutto, era iscritto al Dante Alighieri, dappertutto all'Istresco, curioso, capace, soprattutto ha scritto i suoi ricordi, le sue memorie, queste poesie bellissime. Io ne parlo anche oggi con questa poesia, ne parlerò anche con i miei ospiti, parleremo anche un po' di questo, se avranno piacere di dire qualcosa anche loro. Inizio a presentarvi. Allora, abbiamo in presenza Gianluca Fraioli, segretario UIL Treviso. Grazie Fraioli di essere qui, grazie segretario. Mirella. Saluto anche Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto. Grazie Presidente anche a lei di essere qui. Non a caso le foibe si trovano anche su dei posti molto belli, molto particolari, proprio che riguardano l'ambiente, ma con dei ricordi terribili, veramente fanno venire i brividi. Ecco, partirei proprio da lei, Presidente Lazzaro. Ecco, poi naturalmente parleremo anche di Olimpiadi, parleremo di tante cose, ma soprattutto mi interessa capire, ecco, come vede e come sente lei la giornata di domani, questa giornata tenuta nascosta per tantissimi anni, non si voleva parlare, si aveva il problema di toccare un tasto molto delicato. Io sono invece convinta che bisogna sempre parlare e dialogare, solo così si riesce a capire se c'è una verità da dire o se c'è qualcosa da nascondere. Prego, Presidente. Ma guardi, poi io preferisco esprimermi sui temi che conosco meglio, che sono quelli dell'ambientalismo, dell'ecologia e che pratichiamo come associazione. Detto questo, sicuramente quando ci sono delle perdite di vite umane, qualsiasi esse siano, è sempre un dramma per l'umanità e quindi sicuramente sono cadute cose nel passato deplorevoli. Stanno purtroppo accadendo anche ai giorni nostri, dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti, essere attenti e non dimenticare, e quindi è giusto ricordare gli avvenimenti peggiori della nostra storia per conoscere cosa è accaduto, andare a esplorare, capirne le cause, capire le ragioni o le non ragioni per essere pronti a affrontare il futuro coscienti di quello che è accaduto nel passato. Grazie, grazie Presidente Lazzaro per questa parentesi che ha fatto. Sentiamo anche la parentesi di Gianluca Fraioli, segretario UIL. Prego, sì, segretario. Grazie Mirella. Innanzitutto mi scuso con i telespettatori, ma ho un po' di raffreddore stagionale. Di stagione, sì, purtroppo anch'io sono attaccato da queste condizioni. Allora, anch'io non entro nel merito della questione prettamente storico-politica che ha causato questa grossa tragedia. Certo, una cosa sono sicuro: più passa il tempo e più corriamo il rischio che la memoria di quello che è successo e delle persone che ci hanno raccontato quello che è successo e che l'hanno vissuto sulla loro pelle, che la memoria possa man mano sparire. Il nostro compito di tutti quanti noi che abbiamo ascoltato, che continuiamo ad ascoltare, è far sì che i fatti tragici di quei periodi, di quegli eventi, continuino a essere trasmessi. Perché questo è quello che sto notando, quello che stiamo notando, non solo per queste tragedie dell'umanità, perché sono tragedie dell'umanità, ma è un qualche cosa, l'affievolirsi della memoria si sta sempre più trasmettendo anche nelle nuove generazioni. Perché quando noi chiediamo, ma sai cosa è successo là in quel periodo, quella persona, quell'evento, mi spiace notare che alcune volte li vediamo cadere dalle nuvole.
Quindi lasciamo stare la polemica che può esserci sui social, sul modo di comunicare che abbiamo oggi, che c'è in una parte della generazione. Oggi il nostro dovere è principalmente su alcuni fatti che vogliamo che non si ripetano mai più, perché li viviamo sulla pelle, i nostri nonni, le nostre nonne, li hanno vissuti sulla pelle. Dobbiamo assolutamente evitare che i fatti di quegli anni diventino dei fantasmi che prima o poi vanno a scomparire. Questo oggi lo ritengo il nostro principale dovere. Grazie segretario, infatti è quello che io cerco di fare, poi ognuno fa le proprie riflessioni a casa, però è anche giusto ricordare, perché sono morte tante persone in maniera non atroce di più, ecco, ed è giusto anche qualche volta capire che la storia ci racconta anche delle mostruosità che non andrebbero più viste. Allora andiamo proprio a vedere anche questo servizio, poi naturalmente parleremo anche delle cose che riguardano i nostri ospiti. Andiamo a Trieste verso Giorno Ricordo Futura Foiba. Andiamo a vedere. Io vado ripetendo. Sono stati 3 popoli, italiano, sloveno e croato, coinvolti in una stessa tragedia, la stessa identica. Il Sacrario di Basovizza deve diventare, e sta già diventando, un luogo di memoria per tutte queste vittime. Lo è stato con un passaggio fondamentale quando c'è stata la visita del Presidente Pacolo e del Presidente Mattarella. E io anche nel mio intervento l'ho già fatto, ma ripeterò l'auspicio che al più presto avvenga qualcosa di analogo anche da parte croata, e sono convinto che non ci sono difficoltà particolari, si tratta solo di organizzare la cosa, ma è già di fatto il Sacrario di Basovizza riguarda tutti questi 3 popoli vittime della stessa tragedia, la rivoluzione e il terrore comunista realizzato da Tito in quest'area. In Risiera 2 settimane fa, 10 giorni fa, ha fatto un po' di impressione a tutti, per dire la verità, vedere gli spazi non più che vuoti all'interno del monumento. Per quanto riguarda Basovizza, questo tipo di problematica non si riscontra. Assolutamente, anzi direi che si constata quasi un fenomeno inverso, cioè ogni anno che passa quella cerimonia acquista una rilevanza maggiore, come pubblico, come intervento dell'autorità, come risonanza in città, ma io me lo spiego fondamentalmente in questi termini. È in qualche modo l'effetto dei tanti decenni di silenzio coatto. Nel momento in cui si è cominciato a poterne parlare in maniera così esplicita, ed è praticamente dal 2004, quindi dopo 60 anni dai fatti, e si è andato progressivamente recuperando. E quindi da questo punto di vista, io lo sottolineerò, l'ho più volte detto, mi pare che effettivamente quel muro di silenzio sta venendo giù. E in effetti è quello che abbiamo appena detto, e abbiamo questa mattina un po' scaldato i motori, diciamo, come ha fatto anche la nostra sede di Trieste, proprio per ricordare, come dice il segretario Fraioli, perché queste cose non possono essere messe sotto il tappeto e non ricordarsi, soprattutto per rispetto di queste vittime che non c'entravano niente, assolutamente, né con la guerra, con niente, e sono morte, non si sa neppure il perché. Erano delle persone che abbiamo visto, delle famiglie veramente anche esemplari a volte, che ne figli, bambini. Va bene, detto questo invece apriamo il problema Lega Ambiente. Allora, io quello che vedo, Presidente Lazzaro, sono questi giovani, molti giovani che protestano per l'ambiente. Abbiamo visto anche ieri, l'altro ieri, cosa è successo, una frangia si è staccata e ha fatto il finimondo, però quello che vediamo è che molti giovani, soprattutto giovani, anche altri, ma soprattutto giovani, sta molto a cuore l'ambiente. Ecco, loro odiano le guerre, la maggior parte lo dice, lo testimonia, vorrebbero un'aria pulita, un ambiente sano, la natura, gli animali, però mi sembra che non vengano ascoltati. Come vede lei la situazione? Ecco, cosa vorrebbe dire a questi giovani? Perché veramente io delle volte dico, perché sento tante proteste dai diversamente giovani, come li chiamo io, ma questi ragazzi, e io dico, guardate che stanno mettendo la faccia anche per voi, che stanno
per respirare bene, per un ambiente pulito, per un ambiente sano, anche perché è il loro futuro l'ambiente, cioè non è che ne abbiano tanto, noi stiamo di passaggio, ma loro hanno in mano il futuro e cercano di avere un futuro sano. Prego Presidente Lazzaro. Sì, beh, intanto sgombriamo il campo, diciamo, dalla rappresentazione che i giovani sono solo quelli che vanno e che sono contrari alle Olimpiadi o che lottano per un mondo migliore, un futuro con la qualità dell'ambiente e dell'aria, sono solo quelli che vanno, diciamo, nelle piazze a cercare in maniere, diciamo, non consone di dimostrare la loro contrarietà. Ce ne sono tanti e molti che non hanno atteggiamenti, diciamo, conflittuali e che preferiscono lavorare per informare, confrontarsi, contaminare la popolazione. Lo fanno i giovani e i diversamente giovani, come dicevi tu, che ce ne sono tanti, altrettanti, scusate il gioco di parole, che sulla questione Olimpiadi, poi quello che succede in questi giorni, insomma, come al legame che esse hanno, o meglio come si sono sviluppate con la questione climatica, cercano di evidenziarlo, di portarlo, diciamo, all'attenzione dell'opinione pubblica con tante azioni e modalità che non sono solo quelle di scendere in piazza, che è giusto farlo e bisogna farlo, ma certo non sono quelle che magari qualcuno vuole dipingere come azioni legate all'ambientalismo, di conflitti o di purtroppo scontri che abbiamo visto negli ultimi giorni. Quindi ecco, scombriamo il campo, l'ambientalismo non è quello, insomma, ecco, i giovani che lottano per la difesa dell'ambiente non sono quelli che vanno a fare gli scontri e le barricate, ma sono quelli che tutti i giorni si impegnano nel loro territorio per dialogare, confrontarsi e provare a cambiare le cose. Come vede lei, Presidente, come vede lei l'ambiente queste Olimpiadi? Prego. Beh, noi come associazione ambientalista ci siamo da tempo messi a lavorare per capire cosa sarebbe successo rispetto a quello che era un annuncio che ci aveva molto colpito, ci aveva anche entusiasmato rispetto a delle Olimpiadi sostenibili, quindi a più basso possibile, o meglio addirittura annunciata zero impatto ambientale. Quindi insieme anche a altre organizzazioni, associazioni ambientaliste abbiamo iniziato a monitorare quello che si stava mettendo a punto, e purtroppo quello che abbiamo constatato giorni dopo la candidatura arrivare ad oggi è che le promesse purtroppo non sono state mantenute. Penso, ne dico una su tutte, quella di lasciare in eredità ai territori montani almeno la dismissione di qualche impianto abbandonato, che è bene ricordare, in montagna ce ne sono diversi impianti sciistici legati allo sci, che sono a causa dell'assenza o la diminuzione del manto nevoso, comunque di cambiamenti purtroppo, diciamo, anche di fruizione dell'arco alpino, sono stati via via messi da parte. Oggi sono in disuso, inutilizzati, alcuni anche sono veramente dei rottami lasciati in paesaggi stupendi nella montagna. Tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino, che sono le regioni, l'arco alpino interessato da questi impianti, noi come Lega Ambiente, con il nostro rapporto Neve Diversa, ne abbiamo censiti veramente tanti. Sono 78 gli edifici e quindi cabinovie e luoghi, diciamo, poi legati a quelli che sono impianti legati agli sci. Sono un numero importante. Avevamo capito che un impegno di Fondazione Milano Cortina poteva essere anche in questa direzione, cioè quella di almeno lasciare un paesaggio più bello e più pulito. Invece questo non accadrà, da quello che è dato sapere diciamo, dal percorso di avanzamento e poi di conclusione dei Giochi Olimpici, così come non è stato possibile realizzare degli impatti dei giochi veramente a impatto zero, perché le forniture energetiche piuttosto che idriche non saranno, diciamo, in qualche modo, se non compensate con interventi al di fuori dei territori coinvolti, ma lasceranno comunque un problema territoriale. Questi sono elementi che secondo noi erano molto importanti, e poi stiamo a vedere cosa succederà nella gestione, ad esempio, della raccolta differenziata dei rifiuti, che ci interessa molto, perché evidentemente tante persone, tanto impatto, purtroppo tanto usa e getta, anche se molto ci viene detto sarà biodegradabile, però ecco, vorremmo essere certi che poi ci sia una gestione coerente con quelli che sono poi anche gli obiettivi di territori che ospitano questi giochi, cioè quelle di essere sempre più virtuosi. Penso al ciclo dei rifiuti, che in Veneto
come dire, ci rappresenta come virtuosità in maniera importante. Ecco, abbiamo tantissime perplessità alle quali aggiungere poi il tema delle infrastrutture, perché le infrastrutture che sono state pensate per questi giochi, molte di esse noi le abbiamo trovate non coerenti con la crisi climatica appunto che ci sta travolgendo. Penso alla pista da bob che bene, è stata realizzata per i giochi e gli atleti l'avranno a disposizione, ma sulla quale sempre guardando al futuro abbiamo grossissimi dubbi rispetto ai costi di gestione di questo impianto, la sua utilità per gli anni a venire. Così come la seggiovia che ancora non è stata terminata di Socrepes, che è realizzata, ma questo diciamo, l'hanno detto anche i tribunali amministrativi, su quella che è una zona molto a rischio molto elevato idrogeologico, quindi dove esiste una frana attiva che potrebbe compromettere diciamo, no, l'esistenza nel futuro di questo impianto, così come poi alcune delle opere infrastrutturali, viarie e stradarie che non sono state ancora terminate, per le quali tra l'altro non abbiamo neanche un fine lavori a una certa data, insomma al momento è fine lavori mai, e quindi questo per la montagna, per i territori alpini, per le comunità di quel territorio non è certo un bel segnale, non sapere nemmeno se queste opere verranno terminate, quando verranno terminate, senza contare comunque in qualche modo il danno ambientale che pur inutilità di alcune di queste opere esse causano sulle comunità che vivono in quei territori e di nuovo sull'ambiente naturale e di nuovo sul paesaggio così splendido delle nostre Alpi e Dolomiti. Allora andiamo a vedere, grazie Presidente, andiamo a vedere Artigiani Sport System, poi sentiamo cosa dice il segretario della UIL Fraioli. Il settore dello Sport System Veneto sotto i riflettori del mondo, in particolare le 123 imprese artigiane legate allo sport tra aziende di trasformazione, distribuzione e servizi, guardano alle Olimpiadi Milano Cortina non solo come grande evento mondiale, ma anche come un banco di prova per valorizzare il saper fare artigiano. E la provincia di Treviso è leader in regione con 65 imprese artigianali, il 53% del totale della filiera e il 22% del totale veneto della trasformazione. A trainare sono le confezioni di abbigliamento sportivo, a seguire la fabbricazione e il montaggio di biciclette. Un settore che purtroppo è in difficoltà come tanti, ma che vede un'opportunità in questo evento, in questa Olimpiade invernale Milano Cortina. Noi abbiamo delle competenze, abbiamo dei saperi che il mondo ci invidia. Quindi benvengano queste occasioni qua, benvenga Milano Cortina e cerchiamo di sfruttare al massimo, visto che abbiamo gli occhi del mondo puntati per farci conoscere. La sfida è fare sistema valorizzando l'abilità artigiana e sfruttando la visibilità olimpica come volano per far conoscere al mondo i prodotti del territorio. E la sfida non è delle più semplici per l'intero sistema veneto, come sottolinea il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno. Bisogna lavorare perché questo patrimonio di investimenti che è stato fatto venga valorizzato nel futuro. Continuare a chiudere quanto prima le infrastrutture, abbiamo visto le critiche dei giornali stranieri in questi giorni proprio sul tema delle infrastrutture, bisogna lavorare molto sull'accoglienza, sulla professionalità, perché non è detto che tutto questo porti a risultati. Abbiamo visto cosa è successo in Piemonte con le Olimpiadi invernali di 20 anni fa. Non è rimasto niente. Noi non dobbiamo fare gli sbagli che sono stati fatti in Piemonte. Allora, segretario Fraioli, sentiamo anche appunto il sindacato, la UIL, come vede queste Olimpiadi. Abbiamo sentito il presidente della Camera Commercio Pozza, molto preoccupato, stiamo attenti, cerchiamo di non sbagliare ancora una volta. Abbiamo dei buchi terribili, l'ultimo che me lo ricordo è l'Expo, per non parlare il buco della Pedemontana, per non parlare di questi buchi che poi alla fine i politici passano, ma sono i cittadini che devono pagare, questa è la verità. E questo fa veramente un effetto incredibile, almeno per quanto riguarda quello che sento io, che c'è una povertà che aumenta, e veramente le persone stanno guardandosi in giro, però sono anche bravi a riuscire a far staccare la spina mettendo davanti questa meraviglia che sono le Olimpiadi che stiamo vedendo. E come si può dire che non sono belle?
Come si fa a dire che non sono belle queste Olimpiadi, che non sono interessanti, che non intrigano? Pensate a quello che non ha niente, che veramente dice almeno vado in piazza, guardo la fiaccola, ecco, non so la gara perché ci vogliono, mi dicono minimo sono 200, 400, 600 euro per partecipare, i pass, e mi ricordo quel professore, lo dico anche al presidente Lazzaro, l'altro giorno era un microbiologo, ha detto mi sembra che siano le Olimpiadi per un'elite, ecco, non vedo coinvolte le scuole, sulle scuole non è stato portato niente, i bambini, i ragazzi dove sono? Ecco, il sindacato come vede queste Olimpiadi? Perché bisognerà pur parlarne. Allora, è vero che le Olimpiadi sono meravigliose. Niente da dire. Niente da dire. Queste poi in particolare? Le nostre sono bellissime, ma è anche vero che le Olimpiadi oggi, non tanto per l'evento in sé sportivo, ma rappresentano per l'Italia un biglietto da visita nel mondo. Ora, un inciso rispetto all'intervento che ha fatto il Presidente. Manifestazioni, quando si è parlato, ne ha parlato pure delle manifestazioni. Allora, massima solidarietà e massimo rispetto per l'operato delle forze dell'ordine che sono intervenute durante queste manifestazioni, fermo restando che ci deve essere un diritto in un paese democratico, quale è ancora l'Italia, a manifestare nei modi giusti e a non generalizzare, perché 10 persone non fanno 500 persone che stanno manifestando, compresi quei ragazzi che si stanno mettendo in gioco. E poi, quando sarà il momento, forse faremo un ulteriore ragionamento su questi giovani. Ora, come sindacato sulle Olimpiadi da tempo ci siamo attivati. Ha detto bene il Presidente della Camera di Commercio Pozza, bisogna fare attenzione, bisogna monitorare. Noi lo stiamo facendo sia in termini di regolarità di contratti di lavoro applicati nelle aziende che oggi che hanno lavorato, che stanno lavorando e che continueranno, speriamo, a lavorare anche dopo la fine di questo periodo fantasmagorico che sono le Olimpiadi. E la nostra preoccupazione è stata fin dall'inizio che si operasse in maniera corretta sul tema della gestione dell'appalto, della gestione dei flussi degli appalti grandi, notevoli che ci sono, e quindi dei cantieri che oggi sono stati messi in piedi, cantieri che lavorano oggi, hanno lavorato ieri, e che speriamo che continuino a lavorare anche domani, perché il monitoraggio non si può fermare solamente a questi 20 giorni. Sì. Noi corriamo il rischio che tutta quella serie di opere, tutta quella serie di infrastrutture ancora oggi non completate, e delle quali dobbiamo anche capirne tutti quanti insieme quali effetti produrranno sull'economia del territorio montano, non solo, perché non viene interessato solo il territorio montano, quali impatti potranno avere sia in termini di valenza strutturale, quindi di aumento delle infrastrutture del territorio, ma anche in termini di ricadute occupazionali sui territori stessi, perché non dimentichiamo, adesso io seguo il territorio di Treviso, no? Quindi non seguo il territorio del Bellunese, però mi piace ricordare che Treviso come Belluno hanno una vocazione al turismo eccezionale. Quello che facciamo oggi o non facciamo oggi, prima o poi ne avremo delle ricadute positive o negative all'indomani di quello che oggi facciamo o che oggi non facciamo. Quindi cosa ha fatto la UIL, cosa ha fatto il sindacato? La UIL, insieme anche alle altre organizzazioni, quello voglio esserne chiaro, la UIL insieme anche alle altre organizzazioni sindacali ha monitorato e sta continuando a controllare, forse a verificare, diciamo, che quello che venga fatto in linea con le norme e con le leggi che esistono in questo Paese, per un lavoro più sicuro, per un lavoro onesto, per un lavoro che dia la capacità anche a tutti quegli operatori. Finora si è sempre parlato di, di tutti quei ragazzi e ragazze che stanno dando il loro apporto anche in maniera non professionale, diciamo in questo modo qua, non retribuita. Quindi tutti i volontari che oggi stanno operando nel settore, e ce ne sono migliaia, ce ne stanno, che non dobbiamo dimenticarcene, però noi oggi abbiamo avuto e dobbiamo continuare ad avere l'occasione, e non è cosa facile in questo Paese oggi, dobbiamo continuare a
cogliere l'occasione per dare quel lavoro sostenibile, e quando si parla di sostenibilità non è solamente di Olimpiadi sostenibili in termini ecologici, e si sfonda una porta aperta per quel che ci riguarda, ma sostenibilità anche in termini di condizioni economiche di chi oggi sta lavorando in quel settore là. E questo lo riteniamo fondamentale anche alla luce delle problematiche che non più tardi di ieri qualcuno ha confermato rispetto a questioni che abbiamo messo in campo anche qua in questa trasmissione già a fine anno, mi ricordo, dove sembravamo che raccontassimo della Luna, ma in realtà ci siamo resi conto che probabilmente la Luna oggi sta già arrivando sulla Terra. Grazie segretario. Presidente Lazzaro, eppure gli esperti, io ne ho tantissimi in trasmissione, direi quasi tutte le mattine, stanno lanciando dei messaggi molto preoccupanti. Stiamo vedendo, se non stai molto attenti, pianifichi e soprattutto stai attento all'urbanistica, cosa sta succedendo in Sicilia oppure in Calabria, oppure quando ci sono queste inondazioni. Eppure mi sembra che specialmente dai grandi della terra non si stia facendo questo. Ecco, il business supera il buonsenso. Ecco, c'è qualcosa che non quadra, eppure non è che abbiamo tutto questo tempo per mettere anche questo territorio fragilissimo, come stiamo vedendo, ecco, in sicurezza. Come mai non ascoltano, Presidente? Eppure veramente le grida di allarme, di aiuto, anche di competenze, dobbiamo dire che le abbiamo, perché non possiamo dire che non abbiamo questi esperti. Eppure sembra che l'ambiente sia una cosa, un optional. Beh, chi è più sensibile e meno sensibile? Ma io non dovrei avere un politico più sensibile o meno sensibile. Io dovrei avere delle persone che sta a cuore l'ambiente soprattutto, perché noi viviamo, respiriamo l'ambiente, cioè è una cosa importantissima. Eppure sono genitori, nonni, ma sembra che proprio questo zero. L'altro giorno ho trovato un ragazzo di 20 anni al distributore, stava pulendo il vetro della macchina col fazzoletto bianco, un fazzolettino di carta, una carta bianca. E l'ho visto e ho detto, mamma mia, guarda qua che roba, era tutto nero completamente. Ho detto, guarda qua cosa respiriamo. Si stava parlando da solo, non è che lo stava... Cioè lui guardava sta roba che puliva e diceva, ma cosa sta su? Guarda qua, l'ho pulito ieri sera, guarda qua che roba. Prego, Presidente Lazzaro. Sì, beh, intanto volevo dire che sono d'accordissimo con il segretario, la sostenibilità ha tre gambe, cioè quella ambientale, quella economica e quella sociale. Se ne manca una delle tre, evidentemente la sostenibilità crolla, viene a mancare, quindi non possiamo perdere di vista questa necessità di tenere sotto la lente di ingrandimento tutti e tre gli elementi quando vogliamo ottenere, o meglio, quando vogliamo parlare di sostenibilità e ottenere un risultato in quel senso. E poi volevo sottolineare un altro aspetto per collegarmi. Quando si parla di Olimpiadi c'è spesso questo vizio di dire che chi solleva delle perplessità sulle opere realizzate piuttosto che sulla sostenibilità, appunto sulla sicurezza nei cantieri del lavoro, sia contro le Olimpiadi. Ecco, questo vorrei ben chiarirlo. Lega Ambiente, ma come tantissimi altri che sollevano questi dubbi, hanno sollevato in questi anni questi dubbi, ho protestato, se volete, contro le Olimpiadi, non hanno fatto contro le Olimpiadi come avvenimento sportivo in sé, che sono anzi veramente una cosa importantissima, perché rappresentano un momento di legame tra i popoli, di pace, ci sono centinaia di nazioni rappresentate, insomma è una cosa incredibile dal punto di vista dell'umanità che si può creare con questi, e così nascono insomma questi giochi olimpici. E nella cerimonia inaugurale forse sarà difficile e costoso, ma questo è un tema, diciamo, di economia, e poi mi collego agli aspetti, insomma, che ha sollevato prima Mirella, però circa, i numeri sono questi, 2 miliardi di persone hanno assistito alla cerimonia inaugurale. Significa che c'è un interesse e una passione e una voglia, diciamo, ecco, di sentirsi parte di un confronto pacifico, giocoso tra stati, che è più forte di quello invece conflittuale e guerrafrondaio. Le condizioni che abbiamo intorno a noi, però, hai detto bene, sono quelle di resistenze rispetto a cambiare questi approcci, o meglio questa voglia di dividere il mondo in due tra chi è a favore e chi è contro su ogni argomento, estremizzando, polarizzando la discussione. Però forse sarebbe bene farlo, questo ragionamento, guardando un po' quello che ci succede intorno, non solo
rispetto a quello che ci racconta la politica, ma rispetto a un po' di numeri, di dati. Lo dico perché per quanto riguarda ad esempio il settore dell'energia, che è uno dei temi e degli elementi che sta polarizzando il dibattito globale, quindi scatenando anche in qualche modo conflitti a livello globale. Il tema dell'energia, insomma, penso a quello che succede in Venezuela, piuttosto a quello che succede, che è successo anche in Russia, il tema del gas, Venezuela il tema del petrolio, insomma, ecco, sono le fonti fossili che in qualche modo stanno generando anche alte tensioni. Perché? Perché esiste una bisogna chiamarla con il suo nome, resistenza del modello lineare di economia conservatore che sta perdendo, perché i numeri parlano chiaro, i numeri sono eccezionali per capire cosa succede, e per quanto riguarda l'energia, ad esempio, è chiaro e evidente che gli investimenti globali, i guadagni maggiori per il mondo economico, oltre che per, diciamo, i risvolti positivi dal punto di vista ambientale, sono nel settore delle rinnovabili. Oggi nel mondo si investe, se facciamo 100 le risorse, oltre il 90% è investito, oltre il 90, diciamo, su 100 è investito in risorse rinnovabili, una piccolissima parte nel nucleare e un'altra piccolissima parte nelle fonti fossili. Questo significa che quel mondo, mi dispiace dire così, ma sta perdendo, ecco, insomma, e chiaramente chi perde tende a voler resistere, quindi voler impedire che ci sia un cambiamento effettivo. È per questo che vediamo una politica, penso agli Stati Uniti con l'ultimo mandato di Trump, che sta chiudendo le porte a quelle che sono ad esempio gli investimenti sulle rinnovabili, sta aprendo invece a situazioni di tensione e di conflitti per accaparrarsi anche appunto le energie fossili, sta tornando al protezionismo, insomma, ecco, quindi invece negando quello che in qualche modo la globalizzazione aveva portato a essere un equilibrio mondiale di dialogo sia sulle merci, sia sui temi politici, sia sui temi, insomma, come dire, della vita delle comunità. Questi sono elementi di riflessione che dovrebbero farci dire che la strada che si è intrapresa rispetto a un cambiamento del modello di sviluppo che va nell'economia circolare, che va nella transizione ecologica, è una strada corretta, irta di ostacoli, di chi vuole impedire perché preferisce stare sulla strada vecchia e quindi fa di tutto per impedire che quella strada venga percorsa, ma che nonostante tutto, se guardiamo i dati e i numeri, si sta percorrendo, e quindi bisogna avere anche un po' di ottimismo e pensare che dobbiamo continuare in quella strada e non fermarci a discutere, a pensare che chi vuole bloccarla stia vincendo. In realtà non sta vincendo, e quindi dobbiamo continuare insieme a lottare per la strada giusta della transizione ecologica. In effetti sono sempre i cittadini e il popolo, che veramente tante associazioni che si rimboccano le maniche per fare questo quando la politica non ascolta. Andiamo a vedere questo convegno sui PFAS pedemontana, un altro tema molto particolare, molto delicato. Andiamo a sentire. Era affollatissimo l'auditorium comunale di Marano Vicentino, dove la situazione relativa alle sostanze PFAS è emersa con ancora maggiore chiarezza. La loro presenza è persistente e anche i nuovi limiti europei di 100 nanogrammi per litro d'acqua non garantiscono la tutela della salute. Non si può più ragionare in termini di limiti, perché il limite non protegge veramente gli utenti, sia perché, come ho detto, sono sostanze interferenti endocrini, sia perché mettere i limiti è un po', lo dico sempre, come mettere il cerotto su una ferita, soprattutto i limiti nelle acque. Io ho una ferita sul braccio e mi metto il cerotto, meglio perché così non si infetta, però non mi protegge dalla prossima ferita. L'acqua che arriva nelle nostre case, che viene prelevata in Veneto prevalentemente da pozzi, quindi da falde sotterranee, è un'acqua che ha percorso il territorio, quindi porta con sé quello di buono e di meno buono che incontra lungo il cammino, un cammino che dura anni in alcuni casi, e noi a volte ci accorgiamo tardi di
quelli che sono i problemi che si sono generati a monte. Il caso Miteni è il più noto, ma anche dalle gallerie di Malo e Sant'Urbano della Pedemontana Veneta arrivano acque di drenaggio inquinate, senza dimenticare i materiali rimossi per realizzare l'arteria stradale. Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo della Pedemontana Veneta in alcune discariche che stanno rilasciando un composto della classe di PFAS, della famiglia di PFAS, che ha dei limiti estremamente bassi e che sta preoccupando i gestori del servizio idrico. O ben che impariamo a vivere senza PFAS, quindi a non produrli più, e quelli esistenti in qualche modo a smaltirli, o se no ce li avremo sempre, perché i PFAS hanno questa caratteristica che non si distruggono, non si autodistruggono, persistono. L'appuntamento è stato promosso da Acqua Bene Comune Vicenza col patrocinio del Comune di Marano in collaborazione con alcune associazioni ambientaliste e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. I PFAS sono indistruttibili, hanno avuto tutto questo successo proprio perché chi li ha inventati ha inventato una molecola indistruttibile. Bello perché così le giacche a vento sono impermeabili all'acqua e tutto quello. Ma abbiamo pensato che dobbiamo fare i conti sempre con una molecola che non è naturale? Più chiaro di così? Allora, segretario Fraioli, quello che traspare è che però non c'è la volontà di capire anche come eliminare, penso sia impossibile ormai, è una cosa che riguarda il mondo intero, perciò è inutile che parliamo di eliminare, però cercare anche di controllare, se non altro sì, ma non mi sembra, perché neppure il Miteni è stato chiuso, anzi mi sembra che i soldi, quando parli di queste robe, non si trovano mai per fare queste cose o poco, oppure di spostarli in Piemonte o lavoro portarlo in India come abbiamo sentito. Ma quello che io vorrei capire, perché alla fine ci sono persone che lavorano in questi terreni, il sindacato come vede, con proprio il lavoro e PFAS? Allora, fermo restando che sulla materia FAS non so, che so quanto se ne sente sui giornali, perché comunque attualmente è diciamo che l'elemento cardine è proprio avvenuto nel Vicentino, no? Però guarda, rispetto anche all'intervento che ha fatto il Presidente prima, quando si parla di transizione ecologica, transizione energetica, che fino a qualche anno fa erano parole che sembravano aliene al nostro modo di ragionare, ad esempio noi questi due elementi li abbiamo messi al centro dei congressi che in questo momento stiamo facendo e che porteremo avanti da qua ai prossimi mesi, ma come tutte le cose bisogna essere almeno noi siamo abituati ad essere un po' pragmatici e concreti, nel senso che pensare che, ed è stato anche detto, no? Che si parli semplicemente di ecologia scollegata dalla realtà, energia scollegata dalla realtà, andare a trovare le materie per poter portare avanti i cicli produttivi scollegandoci dai fatti veri e propri, cioè corriamo il rischio di essere da qua ai prossimi 10 anni, sperando di esserci, io e te e i nostri telespettatori, corriamo il rischio che ci diciamo sempre le stesse identiche cose. Allora, vogliamo fare qualche cosa? Innanzitutto, permettimi, cominciamo ad adeguare anche il nostro sistema giuridico normativo veramente, perché se noi abbiamo, come in questo caso del FAS, no, ne stavamo parlando un po' prima, discorrendo, se oggi stiamo ancora qua a parlare di quello che è successo anni fa senza nessun risultato, io credo che non sia dovuto all'incapacità dei giudici o di chi che sia, ma probabilmente oggi noi abbiamo un ordinamento giuridico non adeguato ai tempi, e perché non abbiamo un ordinamento giuridico adeguato ai tempi, io penso che la domanda non debba essere rivolta a noi, ma debba essere rivolta al legislatore, e il legislatore oggi in questo Paese sono i vari governi che si sono succeduti nell'arco degli anni. Quindi diventa ingeneroso dare responsabilità a chi oggi semplicemente sta applicando le leggi che esistono in questo Paese. Fermo restando questo ragionamento, io credo che qua stiamo ancora una volta, e lo dico anche come sindacato in questo momento attento ai fenomeni del lavoro, stiamo ancora una volta
correndo il rischio forte di fare l'ennesimo errore di dire sì, va bene, oggi ci siamo, domani non sarà più un mio problema, vediamo chi lo affronterà questo problema. Anzi, forse consapevoli che se io lascio un problema, a chi verrà dopo sarà più facile poi dire a quello che verrà dopo non sei capace di risolvere. Allora, noi abbiamo oggi, credo, tutti quanti noi la possibilità di fare qualche cosa di più e fare qualche cosa di meglio perché c'è più consapevolezza. Il tema dell'energia è un tema importante nel mercato del lavoro, nel mercato delle aziende, perché comunque se abbiamo un costo di energia in media superiore al 30% vuol dire che non si è fatto qualche cosa. Quello che si doveva fare e che si poteva fare, come diceva prima, anche investire sulle rinnovabili, che mi apre un ulteriore mercato del lavoro, attenzione. Ma questa visione molto ristretta oggi sta producendo anche questi, passatemi il termine, anche questi mostri sociali. Tanto è vero che ho avuto ospite il sindaco di Trissino, poveretto, eletto l'ultimo, e lui aveva la patata bollente in mano, perché è facile passare il cerino per la politica, capisce? Certo. Ecco, i sindaci hanno proprio le più grandi responsabilità, sono quelli che hanno meno mezzi per cercare anche di investire su queste le responsabilità, però hanno passato il cerino ai sindaci. Questo poveretto è responsabile della salute pubblica, è appena stato eletto, qualcosa si trova, ecco, con questo sito che si deve ancora chiudere. Quando si parla di soldi, anche qua ce ne sono sempre pochissimi per l'ambiente. Pubblicità. Anche il Consiglio regionale sarà coinvolto nel dibattito sulle sostanze PFAS. Arrivano martedì nell'aula di Palazzo Ferrofini 2 mozioni della minoranza. Una chiede alla Giunta un impegno sul caso Silva, l'area di tutela del bacino acquifero tra Montecchio Precalcino e Due Ville. L'altra riguarda la contaminazione presente nelle gallerie di Sant'Urbano e di Malo della Pedemontana Veneta e negli stoccaggi dei materiali di scavo. Alla Regione Veneto, secondo la minoranza, spetta l'importante compito di pianificare e intervenire sulla gestione del territorio. Molte delle vicende legate anche all'inquinamento degli acquiferi è determinata dai siti produttivi di questa regione, dall'allergia alla pianificazione che ha avuto negli anni sul proprio territorio la Regione Veneto. Abbiamo anche la fortuna adesso di avere un assessore all'urbanistica che viene dalla nostra provincia. Chiediamo che la Regione non si preoccupi soltanto di tutelare dal punto di vista ambientale il territorio, ma anche di pianificarlo per il futuro in modo tale che casi come quelli di Miteni o come quelli della SPV non si verifichino più. Una delle riflessioni più importanti che è uscita oggi è se, viste le esperienze anche gravissime che il nostro territorio ha subito dal punto di vista della contaminazione e dell'inquinamento da queste sostanze, se non sia il caso di ragionare tutte e tutti assieme, società civile, ma in primis con gli enti e con le realtà istituzionali che hanno il compito di ragionare di pianificazione e di tutela delle risorse fondamentali come l'acqua e come la falda acquifera, se non sia il caso di stabilire dei criteri che una volta per tutte mettano al primo posto a livello di priorità la protezione dei beni comuni come l'acqua, la falda, la zona delle risorgive. Allora sentiamo cosa ne pensa Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto, di quello che ha detto sia Fraioli, di quello che ha sentito nei servizi, perché anche questo è un tema delicato e riguarda la salute pubblica. Prego Presidente. Sì, intanto c'è da dire che sul tema dei PFAS dal 2013 a oggi è stata fatta della strada e questa strada è iniziata grazie alla mobilitazione della società civile e delle associazioni ambientaliste, perché nel 2013 a luglio si scopre grazie al CNR questo grave inquinamento, luglio 2013, grave inquinamento di alcuni prelievi fatti dal CNR sulle falde del Vicentino del Veronese e Legambiente, questo ci tengo a dirlo, sono di Cologna Veneta, nel territorio del Veronese maggiormente colpito, si attiva per cominciare a capirne di più e coinvolge ISDE
del Vicentino e iniziano a parlarne, a cercare di far capire che c'è un problema rispetto alla presenza di questi inquinanti, cosa che fino a quel momento nessuno ne conosceva, perché i dati non erano stati il PFAS né analizzati, non si conoscevano, sono come purtroppo tanti inquinanti cosiddetti emergenti, e si inizia a divulgare questa esistenza. Da quel momento, devo dire, con alcuni anche amministratori locali, ma anche qualcuno nella politica regionale che diceva che si stava facendo allarmismo, da quel momento invece, quando si è compreso che invece il problema c'era, se n'è fatta un po' di strada, nel senso che la nostra ARPA regionale si è dotata degli strumenti più innovativi per rilevare la presenza di questi PFAS. Non è un caso che quelli rilevati nella Pedemontana siano stati rilevati adesso nell'immediato, e quindi non decenni dopo, come è accaduto invece per Miteni. Non è un caso che siano partiti, diciamo, delle norme a livello di limitazione, che certo non risolve il problema, ma il limite è indispensabile per garantire al cittadino la riduzione dell'impatto su, ad esempio, l'acqua e quindi sui beni che sono indispensabili per noi e che devono essere tutelati e difesi. Certo, li dobbiamo eliminare, e lì è stato fatto qualcosa a livello europeo, perché sono iniziati dei percorsi di normazione dei PFAS. Penso al regolamento europeo sugli imballaggi, che prevede in questi prossimi mesi, quindi è entrato in vigore immediatamente operativo nel 2025, ma prevede adesso da fine estate 2026, prevede ad esempio l'eliminazione dei PFAS negli imballaggi ad uso alimentare, cosa che invece fino a oggi, insomma, è possibile fare. Perché? Perché questi PFAS sono sostanzialmente onnipresenti, ubiquitari, utilizzati in praticamente tutte le attività produttive. Abbiamo capito anche per accelerare la presa rapida del cemento, cosa che è accaduto nelle gallerie di realizzazione della Pedemontana. Insomma, ecco, dobbiamo fare i conti con degli inquinanti emergenti nuovi che sono di matrice chimica, che purtroppo hanno una normazione troppo lenta rispetto all'entrata nel mercato di questi prodotti, e dobbiamo esserne consapevoli. Detto questo, è evidente che bisogna agire da una parte per tutelare i cittadini, e quindi quello che succede con il caso Silva, che si discuterà in Regione, è fondamentale, perché le aree di salvaguardia, cioè impedire che vengano costruiti impianti pericolosi che potrebbero causare un rischio, come è accaduto a Miteni, costruita sopra una falda importantissima, potrebbero inquinare magari in maniera, come dire, non risolvibile o difficilmente risolvibile, come stiamo vedendo appunto nel Vicentino, le nostre acque, quindi il nostro bacino idrico da cui prendiamo l'acqua potabile, ma da cui prendiamo anche, va ricordato, l'acqua per irrigare i prodotti agricoli, da cui prendiamo l'acqua per utilizzarli per le attività produttive industriali o agroindustriali di nuovo. Quindi insomma è fondamentale agire in questo senso. Quindi la salvaguardia è la prevenzione, cosa che fino ad oggi forse non è stata ben considerata, e poi c'è l'azione invece per cambiare modello, quello che dicevo prima. Insomma, ecco, ho fatto l'esempio sulle energie, ma vale anche per i modelli di economia, di produzione, che possono avere alternative oggi. Dal 2013 a oggi abbiamo scoperto che sono già sul mercato e stanno crescendo le alternative di prodotti impermeabilizzanti, ad esempio le alternative all'utilizzo dei PFAS, che forse potremmo limitare a quegli usi strettamente indispensabili, come gli usi ad esempio in medicina. Si utilizza, molti lo sanno, insomma, si utilizza anche per realizzare all'interno dei bypass, insomma, ecco, delle operazioni che si fanno al cuore. Sono prodotti che possono avere un'utilità. Se per salvare la vita forse è bene che non pensiamo di sbarazzarcene e basta, ma chiaro, chiedendo al mondo della ricerca di trovare alternative. Ma ci sono tanti campi dove questi PFAS o questi prodotti chimici possono essere banditi anche dall'immediato, e quindi serve fare un percorso perché l'industria e il mondo dell'economia, del lavoro non resti appiedato e in difficoltà, però serve accelerarlo con le norme, non solo per i limiti ma anche per cambiare modello, quindi accompagnare il mondo delle attività produttive
in cambi di modelli produttivi, utilizzo di altri prodotti, uscita da quello che è, diciamo, un modello che sta dimostrando tutti i suoi limiti a danno dell'ambiente e della salute delle persone, perché ricordiamoci che poi parliamo di danno ambientale, ma stiamo parlando di ricadute sulla salute delle persone. Coi PFAS ce ne accorgiamo perché ha toccato da vicino una comunità ristretta, ma ricordiamoci che c'è la qualità dell'aria che dobbiamo affrontare come elemento invece collettivo complessivo, perché sono almeno 50.000 le morti premature ogni anno per la scarsa qualità dell'aria nel nostro paese, collocate prevalentemente nell'area della pianura padana. Quindi ecco, ci sono tanti inquinanti che non ci fanno bene e che vanno affrontati con serietà nella prevenzione e non solo nel trovare il limite per essi. È vero quello che dice, la ringrazio Presidente Lazzaro, il problema è che continuiamo a parlare, come diceva Fraioli, di interventi ce ne sono pochi. Questa zona rossa per quanto riguarda i PFAS nel Vicentino sta preoccupando perché si sta allargando, questi prodotti vengono, i campi vengono irrigati, gli orti con l'acqua che hanno, i prodotti girano, noi li mangiamo, allora il pesce e la plastica e la verdura non sappiamo se hai PFAS, se non hai PFAS, perché anche qua è un punto di domanda su quella che è la trasparenza del prodotto. Ecco, l'aria che respiriamo è terribile, mi sembra che veramente qualcuno dovrebbe svegliarsi e capire che quando noi eleggiamo le persone le eleggiamo perché facciano, ecco, non parole ma veramente fatti concreti. Ci sono delle leggi da cambiare, vanno cambiate, non c'è niente da fare, inutile che continuiamo a dire ma i giudici applicano quello che è stato deciso in Parlamento, inutile che ce la giriamo, ma le persone a casa se la prendono col giù e il giudice ha applicato la legge che si è trovato da applicare. Il problema è che non abbiamo tutto questo tempo veramente da aspettare per capire che forse la politica si deve in maniera muovere come agire, non più come parole, perché adesso ha tutte le possibilità per investire su questo, sulla salute pubblica, sull'ambiente, sulla ricerca, la scienza, ecco, la sanità, la scuola. Questi sono i temi che preoccupano e non vedo grossi risultati. Fraioli, come concludiamo? Ma più siamo andati avanti oggi nella discussione, più rimango convinto che oggi in questo Paese manchi la valorizzazione dei corpi intermedi. Certo. E mancando la valorizzazione dei corpi intermedi, dei quali anche il sindacato fa parte di questi corpi intermedi, si sta perdendo anche l'obiettivo. O meglio, noi adesso parlo come Will, logicamente, siamo dentro alle aziende, facciamo parte del tessuto produttivo, capiamo le difficoltà che ci sono, siamo nel sociale, perché seguiamo anche il sociale, quindi capiamo anche le realtà che ci sono delle persone, che hanno oggi le persone in questo territorio, e sicuramente non siamo, rispetto a come qualcuno vuole far credere, soggetti che si contrappongono allo sviluppo, soggetti che si vanno a contrapporre a un mondo che sta cambiando in maniera molto veloce e del quale noi ne facciamo parte, perché bisogna ricordarci questo, noi ne facciamo parte perché sentiamo le esigenze delle persone che vengono da noi, ma anche di quelle che non vengono da noi. Quindi mi sento di dire una cosa, è un momento confuso, perché stiamo vivendo momenti decisamente molto confusi, per usare un termine passabile anche in TV, diciamo così. Però io lancio un messaggio a tutti quei soggetti che oggi determinano le scelte anche in questo territorio. Quella contrapposizione che oggi, la contrapposizione tra persone, non tra idee, contrapposizione tra persone che oggi sta diventando il motivo imperante nella società, cerchiamo di passarlo avanti. Abbiamo la capacità tutti quanti insieme di vedere quello che sta succedendo e quello che non sta avvenendo, in ragione di quello invece che noi pensiamo di poter costruire. L'idea di costruzione oggi sta sempre di più scemando in funzione invece dell'idea di, come posso dire anche qua, l'idea di manifestare la notizia, di lanciarla la notizia, anche se è una notizia vuota. Impariamo tutti quanti un po' più di umiltà, passami il termine, anche qua. E di fare squadra magari. Di fare squadra, ma sai, anche sul fare squadra ne abbiamo sentito. Io credo che la squadra si costruisca nel momento in cui gli interessi sul tavolo
diventano comuni e ci sia un obiettivo chiaro da raggiungere, un interesse comune da raggiungere, anche perché l'ha detto il Presidente, transizione, cambiamento possono essere un fattore che può dare quel più per andare avanti, può essere un fattore di crescita. Sanno voi saperlo coglierlo, speriamo che questo Sentiamo avvenga. come ci saluta il Presidente Luigi Lazzaro. Presidente Lazzaro, con quale messaggio ci saluta questa mattina? Che ha ragione il segretario, i corpi intermedi sono essenziali per la vitalità di questo Paese. I corpi intermedi hanno ottenuto anche legislativamente parlando, lo dico collegandomi a Miteni, una grande vittoria nel 2015 quando è stata approvata la legge 68 detta degli ecoreati, una legge voluta, chiesta da Legambiente insieme a altre associazioni ambientaliste, che ha convinto i parlamentari di tutti gli schieramenti a mettersi d'accordo per portare a compimento quella legge che ci ha consentito, o meglio ha consentito ai giudici durante il processo Miteni di contestare l'inquinamento e i reati ambientali agli imputati, che sono stati in primo grado condannati per un totale di 141 anni, quindi un record diciamo, di condanna che conferma la gravità di quanto fatto ai danni dell'ambiente e delle persone nella sentenza del primo grado. Ora si apriranno i successivi gradi di giudizio e ci auguriamo che vengano confermate agli imputati queste condanne, che sia ristabilita della giustizia per le persone e per l'ambiente, grazie anche alle norme che la società civile e i corpi intermedi hanno voluto. Ne servono delle altre, ecco, quindi lavoriamo insieme per ottenerle. Grazie a Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto, di essere stato con noi. Grazie Presidente, buon lavoro, grazie perché a voi, ne ha veramente tanto. Grazie anche a Gianluca Fraioli, segretario UIL Treviso, anche a lui grazie. So che la prossima volta parleremo di bullismo, di giovani, so che siete molto impegnati anche in questo. Grazie segretario, pubblicità. E siamo anche con due ospiti graditissimi. Oggi voglio ricordare che è la giornata mondiale dell'epilessia, ne parleremo con un'ospite graditissima, Mirella, che è Chiara Ircetti, una scrittrice, una persona, una donna che ha avuto il coraggio di mettersi in prima linea, di combattere, lei è una guerriera, per far capire che lei esiste, è viva, ha bisogno di andare avanti anche nel lavoro, vero Chiara? Sì. Di essere sostenuta, perché la malattia, specialmente in questo momento dove ne sentiamo di tutto, si può combattere, ma bisogna avere le armi però, bisogna vivere, aver voglia di vivere, di resistere, la resilienza. Grazie Chiara. E saluto veramente anche veramente grazie al dottor Maurizio Gallucci, ecco, responsabile anche del Centro per la Memoria dell'Ospedale San Giovanni Monastier. Parleremo di Alzheimer, parleremo di tante cose, ma soprattutto delle fragilità. Io questa parte di trasmissione la dedicherei proprio alle fragilità che non hanno età, che sono tantissime e che qualcuno dovrebbe impegnarsi di più e trovare veramente quelle risorse che li trovano per tantissime altre cose che non sono utilissimi e neanche così indispensabili, invece di capire che queste persone hanno bisogno di aiuto, che possono essere i loro fratelli, i genitori, i loro figli, le loro mogli, i loro fratelli. Però come si parlava prima, se qualcuno guarda da un'altra parte. Allora, Chiara Ircetti, intanto guardate che bel pupazzo che ha portato, che bell'orsacotto. Allora, cosa vuoi dire oggi che sei qua, Chiara? Cosa vuol dire questa giornata mondiale dell'epilessia per te? Prego. Allora, per me intanto grazie Mirella, perché mi ha rivoluto qui dopo che è stato presentato il mio libro Sorrido a me stessa e la mia vita con le comorbilità. E poi mi ha fatto molto piacere venire qui e aver capito subito di avere a fianco un medico. Per me le figure mediche sono delle figure necessarie, indispensabili e con le quali ho bisogno proprio di trovare con loro un'empatia. Infatti l'abbiamo trovata subito e gli ho spiegato che cosa significa, quello che racconto nel libro è la storia di una ragazza che ha l'epilessia, ma che si definisce una guerriera invisibile, perché come potrete vedere, me lo dico da sola, modestia a parte, sono una bella ragazza. Cara, è vero, una bella donna. Sono una persona intelligente, ho scritto un libro
però talvolta non mi sento né valorizzata né presa in considerazione e la pacatezza che vedete qui oggi a volte viene a mancare soprattutto in quello che è l'aspetto medico, perché come spiegavo al dottore prima, io soffro di una comorbidità fatta dell'epilessia in primo luogo, della depressione, di tutta una serie di malattie che sono malattie invisibili, e la connettivite indifferenziata e l'artrite psoriasica. E la vorrei lanciare, visto che sono qui, visto che Mirella mi rappresenta anche come carattere, perché sono una che dove vuole arrivare arriva, ho regalato il 1° gennaio questo libro a Luca Zaia, perché nel libro racconto 3 miei sogni e quindi faccio un appello se per caso qualcuno vuole aiutarmi. Il primo sogno sarebbe incontrare Zaia con tutta la mia lista delle visite che devo fare. Gli dicevo al medico prima che io tutto l'anno, tranne il mese di agosto, sono 3 giorni all'ospedale. Come si fa con 18 ore di permessi e avendo ottenuto la 104 ma non avendo altro, non avendo diritto, visto il reddito che ho, a farsi carico di tutte queste visite, non sapendo dove sbattere la testa? Ringrazio Dio che ho un sostegno psicologico, ho una psicologa che mi segue, con la quale mi trovo molto bene, però tante volte, ve lo dico, sorrido a me stessa, ma altre volte sono anche un po' disperata. Allora Chiara, mi sa che devi cambiare rotta perché il presidente Zaia, ex presidente Zaia, non è più presidente Zaia, c'è un nuovo presidente che si chiama Stefani, Alberto Stefani, c'è un nuovo responsabile per quanto riguarda la sanità che è il professor Gerosa, Gino Gerosa, che ho avuto anche l'onore di avere ospite diverse volte, il quale ha detto apertamente che bisogna cambiare la piramide. Perciò vuol dire che il tuo appello che stai facendo questa mattina, qualcuno addetto ai lavori però l'ha capito. Adesso bisogna vedere i tempi e i modi, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ci mettiamo la burocrazia, però mi sembra che anche il nuovo presidente Alberto Stefani abbia aperto almeno come volontà molto al sociale, alla sensibilità, a quelle cose che a noi teniamo. Sapete che ha restituito 37 biglietti per le Olimpiadi il presidente Stefani, li ha restituiti a chi glieli aveva dati, perché si vede che in questo momento lui è talmente occupato, è veramente occupato, che ritiene più opportuno seguire, ecco, questo immenso lavoro che dovrà fare per quanto riguarda la Regione Veneto. Grazie veramente Chiara, abbiamo visto anche il libro di Chiara, continueremo a parlarne. Allora, dottor Gallucci, cosa dice di questa donna, di questa persona che sta cercando con tutte le sue forze di non essere invisibile? Lei si occupa di malattie veramente delle volte anche invisibili perché non sono capite, non sono strutturate. È difficile che un malato di Alzheimer, quello veramente tosto, possa essere seguito dalla famiglia, non ce la fanno, non riescono, vuol dire essere sopra con gli occhi 24 ore su 24, questi caregiver che non sanno ancora cosa sono, che fine faranno, come essere aiutati. Soprattutto, ecco, questa, come diceva Chiara Irceti, questa sensazione almeno che qualcuno ti ascolti, ecco, essere almeno ascoltati, ma deve essere non sentire, deve essere veramente un ascolto. Quello che lei fa, io lo dico qui, lo sapete che io invito le persone anche che hanno una certa sensibilità per quanto riguarda, ecco, quello di cui si occupa lei. Ecco, come vede la situazione, dottor Gallucci, e cosa dice a Chiara? Ma io ho avuto modo di conoscerla pochi minuti fa e sono stato colpito dal fatto che Chiara sia una guerriera, perché nonostante tutto, nonostante la sfortuna, le malattie, lei continua, diciamo, a combattere col sorriso. Questo è molto importante. E Chiara lancia un messaggio importante, cioè quello della richiesta di attenzione per tutti coloro che sono fragili, anziani e non anziani. E quindi, diciamo, sì, Chiara è come dire, è un esempio, insomma, anche per tutti, anche per coloro che hanno delle problematiche e che non devono arrendersi, non devono abbattersi e devono continuare sempre a combattere.
Dottor Gallucci, cosa vuol dire la parola fragilità? Perché è una parola che puoi guardarla a 360 gradi. Cos'è la fragilità nell'ambito sanitario? Prego, dottor Gallucci. La ringrazio per la domanda, perché in effetti è un termine usato da molti e non sempre in modo appropriato. La fragilità è un costrutto, quindi un concetto medico, che è stato formulato e codificato ed è presente nella letteratura. La definizione che è maggiormente condivisa a livello planetario è quella di un geriatra americano, Morley, che in sostanza dice che la fragilità è una situazione di maggiore vulnerabilità ad eventi stressanti esterni, aumenta con l'invecchiamento e aumenta la predisposizione alle malattie, alla disabilità e anche alla morte. La cosa, diciamo, importante da sapere è che, a differenza della disabilità, che è irreversibile, la fragilità è un processo che può essere invertito e quindi si può tornare a una situazione di normalità. E molto spesso nell'ambito della fragilità ci sono dei cattivi stili di vita che la sostengono, che la causano, e quindi lavorando spesso sugli stili di vita è possibile anche invertire questo processo e ridurre la fragilità. Michele o Michela da Venezia, ciao. Buongiorno. Michele, ciao Michele. Volevo fargli gli auguri alla Chiara, è veramente una guerriera. Grazie. Ciao Chiara. Ciao Michele. Ciao Chiara, sei proprio una guerriera, brava e sei bellissima. Grazie. Michele, vuoi aggiungere avanti, qualcosa? Coraggio, avanti sempre Chiara. Allora un aiuto da parte di Michele e Chiara questa Grazie, mattina. Michele. Ecco, hai emozionato Michele e Chiara, ma fa piacere, è bella l'emozione, è una cosa bella emozionarsi, ecco, nel bene specialmente, anche con dei complimenti. Chiara, hai sentito quello che ha detto il dottor Gallucci, però io sono curiosa per vedere questo pupazzo, questo orsacchiotto, cosa rappresenta, Chiara? Allora, ho piacere anche di esprimerlo perché questo pupazzo, quando non è un pupazzo, con la mia psicoterapeuta l'abbiamo definito un fedele compagno di vita, perché sapete io vivo da sola e quindi quando mangia con me, ma spiegava il dottore prima che la sua funzione di protezione non la può capire nessuno, perché quando io vado per l'ospedale con questo peluche mi credono matta. Invece lui, quando io ho una crisi, io lo adagio così e ci porgo la testa sopra e lui mi protegge molto. Solo che è difficile un po' farlo capire, ma realmente anche, siccome io sono molto tifosa dell'Inter, abbiamo trovato questa soluzione che lui praticamente mi protegge, mi avvicino, come nessun altro oserei dire, in tutti i momenti della mia vita. E quindi fa parte un po' di me. È vero che si rimane sempre bambini, Chiara, e io invece ti capisco e non capisco quelle persone che se ti vedono col pupazzo che dicono Chiara è pazza, ma come va? Perché quando io vado al mare, che è una cosa veramente importante, vedo che fanno i castelli, noi bambini. Fanno i genitori, i papà, sono là tutti sudati, che il bambino se ne frega da un'altra parte. E dopo lo chiederò anche al dottor Gallucci, vedi Chiara, quello non diciamo è matto, perché secondo me tutti quanti si medesimano su quel papà che sta facendo il castello, no? Che queste cose che si vedono, mentre girare con l'orsacchiotto, no, io non girerei con l'orsacchiotto, ma perché non avrebbero voglia di girare? Ma perché l'orsacchiotto è un'altra cosa, è un pupazzo. Divento ridicolo, ma come diventi ridicolo anche se ti vedo a fare un castello magari, ma questo no. Sentiamo Nadia, poi sentiamo il dottor Gallucci come racconta questa voglia di dire, di Chiara che dice guardatelo bene, questa è una cosa utile per me, importante, sì. È come avere la macchinetta dell'ossigeno, è vero? Ho capito bene? Sì. Allora Nadia, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E forza e coraggio Chiara.
Grazie. Io sono una combattente come te. E niente, e dopo una seconda cosa volevo chiedere al dottor Gallucci. È dal 2021 che ho il marito con la demenza. Sono venuta anche al centro in Borgo Cavalli e penso sia stato lei, dottore, che ha fatto la visita a mio marito. E comunque da 5 anni, sesta visita che ce l'ho fra poco alla Madonnina, la commissione, e le prime 2 mi hanno dato una percentuale dal 76 al 99% di invalidità. Le ultime 2, 100% senza accompagnatoria. Ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Devo lavarlo, devo vestirlo, devo dargli le medicine, colazione, tutto perché lui non si fa niente. E mi danno il 100% senza accompagnatoria. Non so se questa sia una decisione da fare. Io, invalida, sono stata operata al seno nel 2024 e basta. E devo accudirlo io, sono io. Siamo noi 2. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te, cara Nadia. Come ha detto dottor Gallucci, Nadia è una guerriera, anche lei. Stiamo cercando di capire questa burocrazia, queste visite infinite che poi a livello economico portano niente o quasi. E soprattutto anch'io sono curiosa di capire cos'è il 100% di invalidità, l'accompagnatoria, ma grano zero, questa è la verità. Ecco, poi vedevo che Chiara, quando parlava la nostra Nadia, consentiva, diceva è vero. Allora, prego, dottor Gallucci. Ma, diciamo che l'indennità di accompagnatoria da normativa va erogata nel momento in cui il potenziale beneficiario non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore, oppure se non è in grado di camminare senza la presenza di un accompagnatore. Se ricorrono almeno una di queste 2 situazioni, l'indennità di accompagnamento è dovuta secondo appunto la normativa, insomma. Quindi mi auguro che la prossima valutazione da parte dell'INPS sia quella giusta, che riconosca il grado di disabilità e quindi la necessità di un accompagnamento economico per pagare magari una badante oppure tutto quello che serve nell'accudimento di una persona in queste situazioni. Scusi, dottor Gallucci, quello che però mi fa un po' specie, nel senso che anch'io sono stata fermata quando ho accompagnato delle persone all'ospedale a fare delle visite, da sconosciuti che mi fermavano perché mi conoscono, mi vedono, e tutti quanti mi dicevano quello che sta dicendo Nadia. Sto correndo come una pazza e quando rientro a casa non ho risolto mai il problema, devo sempre ritornare. Ma c'è qualcuno che si rende conto che queste persone non possono spendere questo tempo prezioso? Perché il tempo può essere prezioso per tutti, ma in particolare per chi ha dei problemi. Ma come si fa a far girare a vuoto continuamente le persone? Perché non è che ci sia tutta questa informazione, anche a trovare questi uffici, saper dove andare. Non le sembra che questa piramide che dice il professor Gerosa, con il quale spero di parlare, dovrà essere capovolta anche per quanto riguarda i servizi sociali? Io devo andare dal medico di famiglia, a mio avviso, dopodiché il medico di famiglia mi deve indirizzare dove devo andare, da chi mi devo rivolgere, oppure vado ai servizi sociali e loro mi devono indirizzare, visto che ho anche una tessera sanitaria, ok? Ho una carta d'identità, cosa devo fare? Perché qui ci stanno riempiendo di tessere, ce n'è una anche per gli
invalidità, non so se lo sai, brava, l'hai fatta, ma perché qualcuno ha detto Mirella l'hai fatta vedere tu, perché io non sapevo neppure, nessuno mi ha scritto che c'era questa possibilità e questo presidente l'ha portata quella mattina, ha detto guardate che potete fare con questa. Cioè cos'è l'informazione corretta senza perdere, come dice Nadia, visite, ma quante visite deve fare uno per capire che cos'ha e cosa gli aspetta di diritto? Ma devo fare 60 visite per capire cosa mi aspetta di diritto? Oppure c'è qualcosa che si inceppa con la burocrazia, con tutto, ma questo vuol dire far perdere, ecco come dice anche la nostra Chiara, a volte perdi il lume della ragione, dice, ma cos'è sta roba qua? Io li vedevo tutti agitati, tutti preoccupati, e adesso devo ritornare, mamma mia. Cioè capite che sono anche quasi sempre poi, non come Chiara, ma diversamente anche giovani, perciò hanno i figli che devono lasciare il posto di lavoro per accompagnare il genitore. C'è tutta una fila. Cioè, ma cosa sta succedendo? Ecco, io lo chiederò a qualcuno di dovere. Non è possibile continuare. Vai in posta e perdi mezza giornata per prendere una raccomandata e se riesci anche ad avere la raccomandata. Vai in ospedale per fare una visita e non riesci più a capire se sei fortunato o sfortunato come andrà a finire. Cioè, cosa sta succedendo? Lei è un esperto, dottor Gallucci, lei conosce le fragilità, ma diventa fragilità anche la famiglia che ha questo problema, o sbaglio? Sì, la domanda mi dà l'occasione di parlare della prescrizione sociale, un argomento di cui mi sto interessando da qualche anno e che ho proposto di presentare all'assessorato del sociale della Regione del Veneto. Che cos'è la prescrizione sociale? È l'individuazione da parte di un medico o un medico di famiglia o uno specialista delle problematiche, delle fragilità che una persona ha. Dopodiché, proprio per evitare questo, diciamo, girare tra uffici, servizi, è opportuno fare una mappatura, diciamo, delle risorse esistenti e che questa mappatura sia di facile accesso attraverso quello che nel sistema sanitario nazionale inglese si chiama link worker, cioè un lavoratore che fa da collegamento. Per cui il medico di famiglia dice semplicemente lei ha bisogno di calare di peso, ha bisogno di controllare la glicemia, trasmette questi dati al link worker, sì, che può essere un assistente sociale o qualsiasi persona dedicata a questo ufficio, e questa persona di collegamento, diciamo, indirizza direttamente ai servizi già preventivamente attivati, in modo tale che la persona, l'interessato, non deve vagare tra uffici, liste d'attesa e vari, diciamo, girovagare, ma è un collegamento, diciamo, immediato e dedicato. Ecco, questo è un progetto che è una realtà nel sistema sanitario inglese già da alcuni anni. Poi Lugano in Svizzera l'ha fatto partire in autunno, colleghi a Milano lo stanno progettando adesso e sarebbe bello che potesse essere realizzato, almeno a livello di progetto pilota, anche nella regione del Veneto. Io ne parlerò in un convegno medico in Lombardia a maggio, in particolare a Brescia, ed è praticamente quasi l'uovo di Colombo. È una cosa, diciamo, concettualmente semplice. Ma sai che le uova di Colombo in Italia è difficile esatto, a non stanno in piedi, non stanno in piedi, cadono sempre. Vedremo, insomma. Perché veramente le cose veramente che potrebbero essere realizzate non si riesce a capire anche quando c'è la soluzione, che non venga presa in considerazione là il problema. Perché io penso, intanto complimenti anche per questo esperimento che vorrebbe fare, visto che già funziona in altre realtà. Io penso che non manchino i progetti e non manchino neppure l'esperienza e la competenza di tante persone. Il problema è che non vengono ascoltate, come dice Chiara, no? Io scrivo, mando, dico
ma non sono ascoltata, nessuno mi risponde, o sbaglio Chiara? Sì, ecco, e tu avresti anche delle soluzioni, come hai detto, tu sai di cosa avresti bisogno per semplificarti la vita e non per rendertela impossibile. Prego Chiara. No, volevo dire una cosa in base a questa idea del professore che è molto molto bella. A tal proposito io sono già un po' avanti in questo percorso, nel senso che non sono stata indirizzata, sono andata io dall'assistente sociale. Non posso dire che loro possano cambiare le leggi esistenti, perché se ci sono dei tetti di reddito che fanno ridere, per avere un assegno anche di invalidità è inutile che... Però le spiego quello che è stato l'iter. Mi hanno fatto andare avanti e indietro per fare una svama, poi mi hanno chiesto l'ISE. Ma io da sola, guardando in internet, scopro che avendo un ISE superiore ai 7.000 euro non avevo diritto a niente. Poi fa la domanda dello psicologo, ma lì da sola scopro che ci sono 50 e passa mila persone, quindi che a questo non avrei mai avuto diritto. Quindi quando l'assistente sociale, facciamo la domanda, io sapevo in priori che volevo sperare di avere diritto a qualcosa, e poi mi arriva una lettera protocollata. Lei non ha diritto a questo, lei non ha diritto a quello. Ma lei capisce che uno arriva ad uno step in cui veramente non ce la fa più. Perché io è per questo che vorrei avere un confronto con qualcuno della sanità, col presidente della regione, e dirgli: scusa, facciamo un attimo cambio. Qua, tutte queste carte devo prenotare. Ho chiesto all'assistente sociale se perlomeno mi toglie il carico di prenotarmi loro tutte queste visite, che io sono in attesa e poi a un certo punto perdo la pazienza. Non mi hanno mica detto di sì, però. Quindi lei ha qualcuno che le dà una mano? No. Ma non è che forse sono loro che dovrebbero sapere quello che sa Chiara, perché in internet è scritto? Questo mi è capitato anche con la lingua dei segni di Raffaella Buziol, questa mamma che sta cercando di, un'altra guerriera, ne abbiamo di donne guerriere, anche di papà, specialmente donne, di far cercare di capire sua figlia, è normale, ha solo bisogno della lingua dei segni, ha solo bisogno di quello. Sua figlia non parla ma sente, parla qualcosina ma poco, quasi niente, ma sente benissimo, e lei non vuole assolutamente sentire la parola disabile per sua figlia, lei vuole solo sentire la parola accoglienza, quotidianità, e questo glielo permetterebbe solo la lingua dei segni. Ma quando lei si è presentata a questo ufficio, non dico il nome, sennò viene fuori una polemica qua in Italia, però questo ufficio che abbiamo e che dovrebbe sapere di questa cosa, ha detto: ma mia figlia ha bisogno di questo, e allora hanno detto: ma allora a Venezia, a Ca' Foscari, c'è la lingua dei segni. Ma noi non lo sapevamo? Come fai a sapere? Come? Se ti occupi di scuola, se ti occupi di fragilità all'interno di questo, come fai a non sapere che a Ca' Foscari c'è la lingua dei segni? Cioè la mamma te lo deve dire? Capisce che delle volte forse quando noi entriamo in questi uffici oppure a questi sportelli, conforme il caso, devono mettere persone competenti? Perché queste persone sono pagate da noi, e noi quando ci rivolgiamo a queste persone avremo tutto il diritto di avere competenza. Non puoi andare in posta e trovare un impiegato che non sa neppure come entrare, che non ce la fa, no, perché è vero, ce lo diciamo, ma non è possibile, tu perdi mezza giornata perché questo non è capace di risolvere il problema. Questa mamma si rivolge all'ufficio e dice: ma non sapevo mica che a Venezia c'era la lingua dei segni. Ma come se il già presidente Luca Zaia con la pandemia era tutto il giorno con la lingua dei segni, ne aveva 6, mi sembra, che si alternavano, continua, poi sparito tutto, non si vede più niente o poco. Cioè, tutti avremo bisogno di questa lingua dei segni, perché anche come diceva Raffaella, quando stai male, Chiara, chissà, può essere che hai bisogno di parlare anche con i segni che non riesci a parlare, perciò può essere utile e indispensabile tutto. Oppure questo assegno che diceva quel medico di famiglia che per legge lo devo dare a tutti, e lo devo dare anche all'imprenditore che non ha bisogno di questo assegno. Delle volte mi vergogno perfino, diceva questo medico di famiglia, a dare questo assegno, ma lo devo fare perché la legge è questa. Capisci che poi quando sento Chiara dico: ma queste cose le sanno, ne parlano, oppure sono rivolti tutte da un'altra parte? Prego, dottor Gallucci. Lei che fa queste commissioni, cioè cosa dicono queste persone che vengono a queste commissioni? Non le faccio più da molti anni. Ma le ha fatte però? Sì, le ha fatte.
Cosa dire? È una questione anche di sensibilità da parte della singola commissione. Non tutte le commissioni sono uguali, ci sono delle competenze magari certe volte in alcune commissioni orientate sulla traumatologia, sull'ortopedia. Dipende anche dalle esperienze che ciascun commissario ha avuto, anche familiari, anche di conoscenti, quindi oltre alla norma, nell'applicazione come avviene anche nella giurisprudenza, c'è una componente discrezionale che, diciamo, qualche volta fa la differenza, insomma, spero sempre in senso positivo, perché chiaramente quando uno ha avuto in famiglia un malato di Alzheimer, per esempio, sapendo tutto il carico assistenziale, la sofferenza, il dolore che è associato, magari riesce a comprendere meglio il disagio del cittadino, insomma, che si rivolge alle istituzioni per avere un piccolo, diciamo, ritorno economico, perché si paga di poco più di 500 euro al mese, che servono per pagare almeno in parte un'assistenza privata, vedi badante, oppure la retta in una casa di riposo, ecco, cose di questo genere. Un'altra cosa, Chiara, visto che oggi è la giornata mondiale dell'epilessia, spero che ci siano in tanti che ne parlano, perché è un problema veramente, è una patologia che bisogna parlare, bisogna capire, perché come dice Chiara molte volte è invisibile, se quella persona sta benissimo e invece non è proprio così. Ecco, per te cos'è questa giornata mondiale dell'epilessia oggi? Cosa vorresti vedere, cosa vorresti sentire, cosa vorresti dire, Chiara? Allora, io vorrei dire intanto un dato statistico, che ne abbiamo parlato prima col dottore, che mi ha detto lui, l'1% della popolazione ne soffre. Non se ne parla mai, non so per quale ragione, però so comunque che da un punto di vista sanitario tanti sono i progressi, le medicine che si stanno insomma trovando per curare questa cosa qua. Però volevo dirvi che c'è un po' di ignoranza e un po' di stigma a riguardo, nel senso che uno pensa che l'epilessia sia quella cosa che ti colpisce in quel momento, che ti fa cadere a terra oppure ti fa avere l'assenza che dura un secondo e poi il resto finisce lì. Ma dietro invece a questa cosa c'è una persona che è condizionata dai farmaci che assume, che rallentano un po' quello che è il sistema nervoso, è condizionata molto dallo stress e nessuno pensa mai a quanto sia le ore di sonno e a quanto lo stress possano incidere. E io chiedo alle persone che mi stanno attorno, ma tante volte quando vi relazionate con me o con altre persone che sapete avere questo problema, ci pensate a quello che può scatenare anche una semplice parola? Io vorrei invitare un po' a questa riflessione. Così come dal punto di vista sanitario, ho fatto una visita in cui c'era una mamma con un ragazzo epilettico. Il medico era in ritardo di un'ora. Questa mamma ha dovuto accompagnare a casa il ragazzo perché ha detto: se mio figlio deve aspettare un'ora, gli viene una crisi qua. E l'ha portato a casa ed è andata lei a fare la visita. E vorrei che ci fosse una maggiore attenzione e soprattutto una maggiore valorizzazione. Ho detto anche al medico, senza entrare nei dettagli, che quando ho provato, e talvolta mi sfugge di dire quello che realmente penso, utilizzano la mia malattia per farmi sentire diversa, per farmi sentire, io gli dico, noi siamo delle categorie protette, assunte e messe là. A volte non si può dire, ma è la verità di quello che vivo. E siccome però mi sento intelligente, mi sento una persona e vorrei che come me tutte le persone che hanno dei problemi avessero qualcuno veramente di vicino e potessero trovare qualcuno che li può ascoltare, che li può sostenere, perché voi non avete idea della solitudine che talvolta proviamo e che, essendo persone magari così, che vedete in perfetta forma, non potete sapere però cosa ci sta dentro una persona. Abbiamo Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Prima di adesso sono mica, sono qua con carte da fare, eccetera, eccetera,
mi ricordo quando avevo mia mamma che era anziana e diceva sempre che portavano, io ho una dottoressa che mi aiuta tanto e mi dice: stai attenta, è vero che ti aiuta tanto, ma ti aiutano a diventare matta. E come diceva il dottore prima, era una specialista, una neurologa che avevo fortuna di conoscere. E mamma aveva anche il piede diabetico, per cui faceva vedere, perché passava dove lavorava mia mamma, e gli diceva dove che doveva andare, e così. E accompagnava a fare la visita dopo perché era l'invalidità dei farmaci, le cose. Dopo che avevamo fatto la domanda dell'invalidità, e lo sentava in carrozzina che lo portavano e mi la domandava se usa il bastone, che roba ha, e ora doveva fare un intervento al ginocchio della protesi, e allora l'avevamo spiegato che era in attesa dell'intervento della protesi, e nel campo mancava solo la visita con un fisiatra, perché quando bisogna che sia tutto, e ora dopo non poteva andare perché sta ricoverato mesi in ospedale, e ora che ha fatto la visita all'ospedale per l'invalidità e gliela dà. Comunque sento tanti che portano anziani che sta in piedi per miracolo che non gliela dà. Grazie cara Paola, molto chiara, ti ringrazio anche della telefonata. Quando ti sento vuol dire che sei in grado anche di telefonare, che stai un po' bene, mi fa molto piacere. Quello che però traspare, dottor Gallucci, è che bisogna che qualcuno riesca a capire che le persone non possono aspettare in eterno. Io ho avuto una persona fragile proprio qui seduta dove è seduta Chiara, che ha detto: vedi Mirella la differenza, per noi un minuto è un minuto, un giorno è un giorno. Per gli amministratori, molti amministratori, per i politici, per i burocrati, un minuto, un giorno, un anno, 10 anni è la stessa cosa. Per noi no. Condivide Chiara questa che ha detto, questa fragilità, che il minuto è minuto e dovrebbe essere preso come minuto e risolvere il problema del minuto? Sì, condivido molto. Dottor Gallucci, un minuto, 10 giorni, un mese, chi se ne frega, fai la pratica, andiamo avanti, poi ti do le risposte che io ho già letto, come dice Chiara, bastava che tu schiacciassi e le vedevi le risposte senza far fare tutto turbio, ma intanto me la sono tolta, ritorno, intanto fa carte e poi torna un'altra volta. Non è tempo di dire anche basta e di aiutare invece queste fragilità concretamente, visto le possibilità che abbiamo anche col mondo del volontariato, perché no? Abbiamo degli uffici, abbiamo degli ascolti, abbiamo delle persone che si occupano anche di questo, perché il mondo del volontariato è enorme. Prego. L'abbattimento della burocrazia è uno degli obiettivi, diciamo, costanti del nostro Paese, e ridurre la burocrazia vuol dire appunto accelerare i processi e dare delle risposte in tempo utile ai cittadini. Il volontariato, in particolare nella provincia di Treviso, è molto ricco. Ci sono tantissime associazioni di volontariato, per cui, tornando al concetto della prescrizione sociale, l'obiettivo è quello di metterli in rete, cioè di collegarli, di aumentare quella connettività, quell'informazione di cui anche lei, Mirella, prima parlava, no? In modo tale che coloro che sono deputati a dare delle informazioni sappiano tutto di questa rete e quindi possono indirizzare da subito, in modo competente, i cittadini ai servizi che possono essere di giovamento per la loro situazione sociale e anche sanitaria. Perché mi viene anche quel medico, anzi era responsabile, che è adesso appunto già responsabile dei medici veramente di famiglia, che ha detto: guardi Mirella, che noi non abbiamo, lo dico sempre, speriamo che finalmente questa lista ci sia,
noi non abbiamo la lista delle associazioni di volontariato. Quando arriva il paziente anche dimesso dall'ospedale, noi non sappiamo dove indirizzarlo perché non ce l'abbiamo, ma così anche nelle farmacie. Invece ci dovrebbe essere, specialmente anche perché sono punti di riferimento, i preti non che più, i suori non che più, deve essere in mente anziano dove vai in farmacia, ecco, diventa proprio un confessionale enorme, lo dicono i farmacisti che ospite. Non è che anche qua bisogna accelerare, perché telemedicina, ma se non sanno neppure adoperare il cellulare, io devo fare lezioni di sicurezza il sabato perché vedete le truffe colpiscono sempre le fragilità, perché l'ultima col CUP, il messaggio del CUP, chiama subito, è arrivato anche a te, sì. Ecco, che sono loro che vengono colpite. Possibile che non ci sia, ecco, la famosa rete col mondo del volontariato, ma io non devo far parte del mondo del volontariato politico, essere simpatica all'assessore sociale o chi per esso, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, avere una rete di associazioni che mi ascoltano e mi aiutano quello che chiede lei. Non lo posso fare io, non lo può fare il servizio sociale, qualcuno mi può fare questi documenti che io non sono in grado perché o lavoro faccio questo e il lavoro non mi permette di fare questo. Chiara, cosa vorresti dire? Vorrei dire che ci vorrebbe anche una rete, però che è molto più semplice, per esempio, farla anche tra i medici, perché come spiegavo prima al medico, se io ho 4 patologie e non credo che uno ha un parere, poi lo scrivono e ti rimandano dall'altro specialista, che scrive e poi ti rimandano dall'altro. Non possono dialogare tra loro, soprattutto se sono nella stessa ASL, con una mail e dire ho visto questo paziente. Cioè, è tutto un andare e venire continuamente con pareri diversi e mi dispiace anche dirlo, i medici saranno anche pochi, però io giro tanto per gli ospedali e vedo che il sistema è proprio cambiato. Quella che era tipo una radiologia al pomeriggio dove facevano esami continui è vuota. Vai in un pronto soccorso, stai ore, tempi d'attesa e poi dietro stanno ore a ridere, a scherzare delle loro cose, senza nulla togliere a chi fa il proprio lavoro di medico con coscienza, con amore per il proprio lavoro, e ce ne sono, però ci sono altrettante persone non competenti. Io l'ultimo dermatologo che mi ha visto mi ha detto io preferisco dirle che non lo so, piuttosto di dirle una cosa che non è vera. Quindi tante persone vengono sbattute qua e là, a loro non interessa niente, fai la visita, vai privato, meglio ancora, e non c'è questa comunicazione. Figurarsi se non c'è tra medici, se c'è nel sociale. Dottor Gallucci. In genere ogni specialista si chiama specialista perché si occupa diciamo di un campo della medicina, quindi il cardiologo, il reumatologo. È il geriatra che in genere per diciamo sua formazione, almeno per le persone anziane, è deputato a fare una sintesi, e se occorre anche sentire il collega diciamo della specialità relativa alle patologie che ha il paziente. E questa sintesi non è facile, però diciamo è una delle sfide della geriatria, e lo è sempre stato, cioè quello di cercare di fare sintesi. Un esempio per tutti: molto spesso ci sono anziani che io vedo, hanno 14 medicine diverse, 16 medicine diverse. Allora è risaputo che oltre le 4, ciascuna medicina nuova introdotta nella terapia riduce gli effetti farmacologici benefici delle altre. Quindi in pratica più medicine si prendono, meno ciascuna di queste funziona. Ecco, avete sentito? Perfetto. Ecco, quindi è compito del geriatra, in punta di piedi con molta attenzione, riuscire a discriminare in questa selva di prescrizioni quelli che sono i farmaci irrinunciabili, quod vitam, no? I cosiddetti farmaci salvavita, in funzione delle patologie che ha il paziente, da quelli che possono essere, diciamo, sospesi o comunque ridotti. Per esempio, molto spesso vedo che le persone fanno un uso importante dei cosiddetti protettori gastrici, quindi ranitidina, omeprazolo,
ma le indicazioni, secondo la nota prescrittiva, riguardano emorragie digestive, ulcere sanguinanti, gastrite emorragiche, mentre invece molte persone li assumono per il semplice fatto che pensano che proteggano lo stomaco dagli altri farmaci. In realtà questi cosiddetti protettori, se non ci sono delle indicazioni reali e verificate, inibiscono l'effetto degli altri farmaci. Ma mi avete scusi. capito, avete imparato qualcosa anche questa mattina. Chiara, prego. No, volevo dire, ma io che assumo, gli ho spiegato prima, 12 pastiglie al giorno, però qua, diciamo 4 sono considerate salvavita e non posso andare dal geriatra che sono giovane. Dove devo andare? Il medico, è una bella domanda questa. Sì. È la domanda delle domande, ma sicuramente il medico di famiglia che la conosce probabilmente più di ogni altro specialista, perché di lei ha una visione completa, dovrebbe insieme a lei cercare di ridurre, limare, vedere. Medico di famiglia mi fa altro che impegnative, vai da questo specialista, vai da quello specialista e loro a sua volta mi mandano fuori qua altre visite da fare. È un cane che gira attorno, si morde la coda, però quando vado in commissione dell'invalidità, là allora sì bisogna cercare di tenersi bassi, perché prima lei ha detto parliamo di obiettività, anche di umanità, perché uno dovrebbe vedere il plico di carte c'è, però anche questi dottori che sono all'invalidità, a me dispiace dirlo, ma io ho capito che o si hanno delle conoscenze, altrimenti si arriva fin là. E l'ho sperimentato sulla mia pelle questa cosa qua. Non dica così, non è vero, non dica così. Ci sono delle tabelle proprio che calcolano il grado di disabilità e quindi l'applicabilità degli aiuti e contributi economici. Quindi si tratta di vedere poi nel singolo caso, insomma, ecco. Oddio, dottore, anch'io sono un po', perché l'ho provato sulla mia pelle, con una persona veramente fragile, di aver bisogno della conoscenza, se no non andavo avanti. E bisogna dirlo, qui siamo il paese dei furbi, dottor Galuzzi, per carità, che poi, come dice, spiega molto bene lei, ci siano delle tabelle e tutto, ma il problema è entrare in quel giro. Avete sentito cosa è successo con i bandi? Quante volte io vi ho detto i bandi sono perfetti, certo che sono perfetti, fanno mica sbagliati, però bisogna vedere che bandi sono e cosa è stato deciso. Capisce che forse per queste fragilità bisogna accelerare e capire che non hanno più tanto tempo di aspettare, che sono stanche, hanno bisogno di avere delle risposte immediate, stiamo parlando della loro salute, non stiamo parlando di una cosa da poco, e questo continuo girare, ricercare, capire se sono fortunata a trovare quel medico, quello psicologo, di una persona che veramente capisca il mio problema. Non è facile, dottor Galuzzi, glielo dico sinceramente, lei sa che mi occupo di fragilità e veramente io delle volte dico anche a questi politici dovrete entrare più nel mondo della fragilità, capire qual è la fragilità e fare dei tavoli veramente competenti con più persone, fare una rete che aiuti, non che alla fine queste commissioni non sai cosa hanno fatto, dov'è la trasparenza, cosa è stato discusso, con chi c'era a questo tavolo, perché sennò non ne andiamo fuori. Giustamente Chiara dice, io con queste ore non ce la faccio a fare quello che mi viene richiesto, ma lo sanno? Ma lo sanno, dottor Galuzzi, che non ce la fanno? Eppure il sistema non va avanti, perché il sistema, cioè è talmente, si è talmente inclinato, oppure io dico che è saltato, che non ce n'è più per nessuno. Stai male, arrangiati, qual è il problema? Qual è il problema? Arrangiati. Questo bisogna fare, noi dobbiamo arrangiarci. Io mi devo arrangiare per aiutare il fragile, il sociale. E stanno cercando di eliminare le associazioni di volontariato. Noi dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari dopo che abbiamo aiutato la pandemia, perché eravamo noi che tenevamo in piedi queste realtà. Io i politici in giro con la pandemia a portare la borsa o le medicine non ne vedevo mica.
Vedevo però all'interno degli ospedali, e qua lo devo dire chiaro, delle persone veramente che sono morte per salvare la vita. Sì. E sono state tante che rinunciavano alla famiglia per curare gli altri. Noi dobbiamo ricordarci anche di questi e dobbiamo premiare queste persone. E invece cosa vediamo? Vediamo assalti, vediamo veramente aggressioni. Non si riesce mai a capire chi dovrebbe fare cosa. Cos'è la sicurezza per le fragilità? Perché quando arriva all'interno di un, e l'ho detto anche al direttore generale che ho avuto ospite la scorsa settimana, che ha detto lo farò subito, cioè dobbiamo farci aiutare dal mondo del volontariato ancora, perché se aspettiamo che arrivino le istituzioni con gli investimenti non ne andremo fuori. Allora noi salviamo i sindaci, perché i sindaci appena alzano la cornetta o il cellulare chiamano il volontariato, sì o no? Questo è. Negli ospedali chi è che aiuta le fragilità? Il mondo del volontariato o sbaglio? Cioè non è che sia a pagamento, cioè ti aiutiamo. Eppure non si riesce a capire chi deve fare cosa, perché hanno fatto talmente un grande minestrone. Adesso siamo Runz, pensa a te, cambiamo sempre nome, avete capito? Ma siamo fermi, però paghiamo, no? E burocrazia, e burocrate, non le leggeranno neppure. Perché così ti blocco, ti fermo, faccio andare avanti quello che voglio io e gli altri arrangiati, qual è il problema? Hai un'associazione, l'hai voluta tu, che me ne frega, perché non fai parte, come dice Chiara, del cerchio magico? No, ma io lo dico perché è vero, quello che dice Chiara è verissimo. Ai tavoli di importanti, chi viene chiamato? Oppure a livello nazionale quando ci sono questi aiuti? Vediamo i soliti noti, sono due che sentiamo sempre, e gli altri dove sono? Gli altri non esistono, che sono tutto il giorno e non riescono ad avere neanche i contributi che hanno questi, perché arrivano fior di milioni a questi, ma lo sono loro, tutto il resto è noia. No, Chiara lo dice, vanno cambiate le carte da gioco. Lei giustamente, Chiara, non è che lo dice al dottor Gallù, ma lei parla in generale. Io quando mi approccio a queste realtà, la risposta che ho mi fa venire i brividi, perché mi dicono cose che so già, perché devo rifare le cose che ho già fatto, perché soldi non ce ne sono. E allora io come faccio? Ecco, e questa è la domanda che facciamo. Allora andiamo a vedere invece queste cure malati demenza, andiamo a Belluno. Demenza, un problema da affrontare senza darlo più, come un qualcosa di fronte a cui arrendersi a priori. Ne è colpito l'8% della popolazione degli ultra 65enni, il 20% degli ultra 80enni, quasi il 50% degli ultra 90enni, e le donne ne sono colpite più degli uomini. C'è un problema chiaramente quantitativo, ricordiamo che nel bellunese sono 3.000 le persone stimate che hanno questo tipo di problematica intesa in senso lato, e poi di qualità perché il carico assistenziale che queste persone comportano attorno a sé è importante. In Veneto ne soffrono 65.000 persone, come detto 3.000 in provincia di Belluno, con oltre 1.300 visite effettuate per questo ogni anno. Per loro e per le loro famiglie, dai CDCD, Centri per i disturbi cognitivi e demenza, sono stati pensati percorsi di aiuto e di supporto che si articolano con i centri di sollievo per i pazienti e con i gruppi di ascolto per i loro familiari. Bisogna essere attivi, i familiari devono essere al centro con il paziente, e se una persona è consapevole della diagnosi può anche accettare meglio le cure e le terapie, aderire meglio a quelli che sono poi i progetti, lo stesso la famiglia, quindi non più da vivere passivamente ma attivamente anche partecipando a quelli che sono poi i progetti che abbiamo visto oggi. Quanto è importante accorgersene in tempo utile? E la diagnosi tempestiva è fondamentale perché si approcciano meglio e prima i bisogni della famiglia e della persona, per cui è fondamentale arrivare presto a fare una diagnosi, quindi importantissimo. Abbiamo Adriano da Venezia. Ciao Adriano. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti, soprattutto alla signora Chiara. Tanto volevo ringraziare perché il libro è stato molto interessante, molto costruttivo, e bisognerebbe che forse questi dottori che si permettono fare i furbi dovrebbero leggerlo, ma
seriamente e tranquillamente, perché quello che ha detto è vergognoso, soprattutto nel 2026, che ci siano ancora queste cose, soprattutto perché mi è successo anche a me con un'altra persona, e devo dire che addirittura il direttore dell'Inps di Treviso mi ha detto: le chiedo scusa, ma purtroppo è così. E quindi volevo ringraziare della vostra manifestazione. Arrivederci. Grazie Adriano. Grazie Adriano. Prego Chiara. Lo so che conosco questo Adriano, lo ringrazio, so che ha letto il mio libro. Effettivamente anche io mi auspico che diversi medici lo possano leggere. Dove hai presentato questo libro, Chiara? Allora, questo libro l'ho presentato a Santa Maria di Sala, al Teatro di Santa Maria di Sala, poi l'ho presentato nel mio paese nativo e poi, se posso, ho narrato un altro mio sogno ed è presentare questo libro con Gino Cecchettin. Perché? Perché anche se questa proposta non è stata per niente ben accolta, ho avuto la scorsa settimana un incontro con l'assessore alla cultura, lei mi ha detto: se tu trovi un'associazione che abbia voglia di parlare di quella che è la violenza psicologica o di genere che una persona subisce, perché sapete nel libro io cosa ho scritto? Quando io andavo a scuola con il caschetto, quando non mi volevano più a scuola, hanno fatto una riunione per allontanarmi, mi chiamavano la donna robot. Sapete questo a livello psicologico che cosa vuol dire? Quando parliamo di violenza psicologica, sicuramente la cara Giulia, lei è stata uccisa, quindi non ha niente a che vedere con la mia sofferenza. Ma quando mi sentivo dire a scuola: questa ragazza fa i tiri da matta, oppure lei, la sua donna robot, come pensate che una persona possa sentirvi? Quindi io, siccome in Gino vedo un'altra figura che lotta per il valore della donna, perché non sapete, o meglio, immaginate la violenza sempre come qualcosa che va ad uccidere l'altra persona, ma sapete verbalmente quante sono le parole che vanno ad ucciderti l'animo? Quindi a me piacerebbe tanto fare questa cosa e colgo questa occasione. Ti do io la ganzo, qual è il problema? Ecco. Te lo do io la ganzo. Ecco, vabbè, problemi zero. Hai trovare la ganzo di Cecchettin, te lo dà la Mirella, anzi te lo do subito quando usciamo, non è un problema la ganzo. Il problema è capire la voglia che ha Chiara di far capire intanto questa patologia, di parlarne, di dialogare, di mettere in rete anche con altre persone che si occupano di questo, di essere ascoltati da chi di dovere, da chi è nel pezzo e non da una persona qualsiasi, perché in quel momento trovo quella... Io dico sempre, sa dottor Gallucci delle volte, l'ho detto anche al dottor Benazzi, al dottor generale, che a me non me ne frega mica niente di avere il letto d'oro, quei campanelli che suonano. A me interessa avere una brava squadra che mi cura, anche se ho il letto veramente che sta su per misericordia, ma una bella squadra. È questo che a me interessa, una persona preparata, persone preparate, tutte assieme. È questo che forse non riusciamo a capire, forse aiutare anche queste persone, anche con tutto sto ben di Dio che abbiamo del mondo del volontariato, con i giovani. Aprire i giovani, gli ospedali, l'ho detto anche al professor Gerosa e lui era d'accordo. Di più, anche se si fa come ha detto lui, si deve fare di più, dobbiamo pur coinvolgerli. Già ne abbiamo pochi, se non coinvolgiamo anche quei pochi che abbiamo, metterli assieme anche a queste figure che possono essere le loro nonne. Avete visto cosa ha fatto quel ragazzino di 14 anni? Quel ragazzino secondo me dovrebbe fare dei percorsi con i nonni, con i diversamente giovani, entrare dove lavora lei. Non farlo lasciare a casa da scuola e punirlo sul divano, come ha scritto quel papà, ha telefonato quel papà. Mio figlio è stato sospeso da scuola ed è là sul divano, e questa è la rieducazione che stanno facendo. Mio figlio dovrebbe andare a scuola, anzi di più. Capisce, dottor Gallucci, che anche per quanto riguarda quello che si faceva una volta, il nonno, il diversamente giovane, con il bambino, con il giovane, si interagiva molto. Questi occhi puntati sul bambino erano dei diversamente giovani che ti guardavano, che ti controllavano. Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo messi nelle RSA perché le case sempre più piccole,
patologie, come faccio, lavoro. Una volta erano famiglie anche numerose, è vero? Allargate, ma c'era una sensibilità diversa. Certo. Adesso diversamente giovane, se ha una patologia anche per la famiglia diventa un peso. E come faccio io? Ma io devo lavorare? Una volta come facevano? Cioè non lavorava nessuno una volta? Le case sempre più piccole, non ci sta dove lo metto. E le vacanze, come faccio? Devo andare in vacanza? E li parcheggiamo negli ospedali? Allora, dottor Gallucci, cosa vuole dire? Ma sono temi di grande complessità e diciamo che una volta c'erano queste famiglie allargate, c'erano più figli e quindi i nonni svolgevano una funzione di ammortizzatore sociale, ma che svolgono ancora adesso, forse magari con maggiore difficoltà. E dopo è una questione anche economica, perché negli anni dalla famiglia dove un unico membro era, diciamo, il depositario dell'introito economico per il nucleo familiare, adesso si è passati a una società in cui entrambi i genitori lavorano per necessità economiche. Questo è il motivo basilare. E quindi chiaramente c'è il problema poi anche degli asili nido, che dovrebbero essere, diciamo, di più, dovrebbero essere di facile accesso. Magari anche con i nonni, fatti con i nonni, magari, quelli che possono occuparsi. Fatti con i nonni, come e ci sono in magari altre anche realtà degli europee. asili presenti anche nelle grandi aziende, grandi industrie, potrebbero dotarsi anche dell'asilo nido, no? Per cui la mamma va a lavorare col cuore più sollevato, perché nella pausa pranzo può andarsi a vedere il bambino, e quindi magari anche i giorni di assenza dal lavoro si ridurrebbero e quindi si aumenterebbe anche la produttività. Cioè bisogna pensare la società completamente, come dire, in modo moderno, più efficiente e più umano. Come ci saluta, dottor Gallucci? Con quale messaggio ci saluta questa mattina? Il messaggio di lotta contro la fragilità, che a livello di attenzione alla persona, competenza, sacrificio e riconoscenza, anche per testimonianze come quelle di Chiara, che è una bravissima e fortissima guerriera. Grazie, veramente grazie al dottor Maurizio Gallucci di essere stato con noi. Chiara rimane ancora qui con Mirella. Pubblicità. Vi presento altre gradite ospite, Moira Ferrari. Chi è Moira Ferrari? Presentati, Moira Ferrari. Buongiorno a tutti, io sono un tecnico della Federazione Ginnastica Italia e lo sport è stato il mio primo grande amore. Beh, in questo periodo penso che veramente ne vedremo talmente tanto e soprattutto ammireremo anche queste diversità, che Chiara Irceti ne è una testimone di un'altra storia, ma sempre di fragilità, le quali parteciperanno finalmente, avranno il giusto contributo visivo, visibilità. Io spero che fra 8 anni, come ha detto questo manager sportivo Leo Bassi, ci saranno prima le Paralimpiadi e poi le Olimpiadi, per dare proprio la visibilità che meritano, visto che hanno portato a casa 20 medaglie d'oro, non una, rispetto ai normodotati, dobbiamo anche dirlo, e penso sia dovuta. Saluto anche Alessandra Bocchi, avvocato. Chi è Alessandra Bocchi? Prego, avvocata. Buongiorno Mirella, ben trovata, sempre felice di partecipare a Sveglia Veneti. Chi sono? Sono un avvocato per passione, perché dico sempre che è questo lavoro che ha scelto me. Mi occupo di penale e famiglia, penale soprattutto per le fasce deboli, quindi le vittime, minori, la donna o comunque anche tanti soggetti deboli che a volte non hanno voce, poi diritto di famiglia per quanto riguarda la tutela giusta dei minori in caso di separazioni, divorzi dei genitori. Allora io la ringrazio, avvocata, di essere qui questa mattina, perché a parte Chiara Irceti, questa meraviglia di donna scrittrice che ha scritto questo libro Sorrido a me stessa, che veramente trovate anche
e potete comprarlo, leggerlo, ma soprattutto capire cosa si può fare per i più fragili, per aiutarli, per avere visibilità. Lei ha raccontato, col mio lavoro non riesco a gestire anche la mia salute, mi chiedono veramente tantissimi documenti che io con gli orari di lavoro che ho non ce la posso fare, non riesco. Quando mi avvicino a questi uffici con queste persone, invece di trovare persone competenti, non sempre ma molte volte, mi dicono le cose che so già, mi fanno già fare carte che potrei fare a meno di farle, dovrebbero farmi a loro. Ma cosa vuol dire aiutare le fragilità? Avvocata, cosa vorrebbe dire a Chiara che veramente non ne può più e ha deciso di mettersi in prima linea anche con questo libro, sorridendo però. Prego. Beh, intanto la ringrazio a nome di tante donne e di tante persone fragili che questa forza non ce l'hanno, perché ricordiamoci sempre che le storie che emergono sia da un punto di vista di diritto che da un punto di vista di salute è perché magari c'è qualcuno che aiuta a dar voce o che si batte in prima persona come sta facendo Chiara. La ringrazio perché mi rendo conto che è sempre più difficile anche nel mondo della salute, in tutto quello che è il pubblico, perché a volte ci perdiamo, a volte non riusciamo ad avere neanche un interlocutore con cui parlare o pensiamo che sia anche difficile, non lo so, capiterà a tutti trovarsi in ospedale ed essere lì, dice io sono anche gentile e cortese nei confronti degli altri, però sono macchine che vanno avanti, quindi che non ci ascoltano. Quindi sta facendo qualcosa di veramente importante. Mi sono già annotata il libro e me lo prenderò. Grazie. Come l'ultimo che ho preso quando è venuto il papà di Chiara, si ricorda Mirella che abbiamo fatto mia figlia, il libro di mia figlia è molto, mi date sempre un sacco di consigli letterari e prenderò anche questo libro e poi vi dirò. Grazie Avvocato, anche perché hanno bisogno di essere aiutati, non ce la fanno da soli, non c'è niente da fare, fin là possono arrivare, poi ci sono questi paletti, la burocrazia, i costi, il lavoro. E quello che io volevo chiedere, Avvocata, io adesso sto cercando di fare qualcosa con le mamme dei diversamente agili, come li chiamo io, perché anche loro dicono non ne possiamo più, dobbiamo sempre essere noi che ci rimbocchiamo le maniche, che aiutiamo i nostri ragazzi, ma dopo cosa sarà il dopo di noi? Questo lavoro che non viene dato, Avvocato, loro hanno diplomi, hanno tutto, però non vengono assunti, me lo dicono i sindacati, i conti non tornano, perché non si fidano, perché il lavoro sarebbe rallentato, ma dobbiamo capire invece che dobbiamo dare anche fiducia a questi diversamente agili, a queste fragilità, perché forse lavorano anche meglio degli altri. Quando veramente tu dai e sono nel pezzo questi ragazzi sono bravissimi e non devono essere solo all'interno dei CEOD, devono essere inseriti nelle aziende, non lavorare all'interno dei CEOD se sono capaci di lavorare, naturalmente accompagnati come prevede la legge, per carità, ma come lo accompagniamo nel CEOD lo accompagniamo anche nell'azienda. No, questo lavoro poi viene venduto all'azienda. Cosa dice Avvocato? Come mai i numeri non tornano? Cioè, in realtà noi avremo le assunzioni obbligatorie per le aziende che superano un determinato numero e la necessità di assumere appunto i diversamente agili, come diceva. Per cui deve esserci qualche falla nel mondo, nel senso del lavoro associato appunto a queste categorie. È un vero peccato, perché sono certa che potrebbero essere delle risorse per la collettività, ma anche una grande prova anche per loro, quella di mettersi in gioco, quella di lavorare, di sentirsi importanti e utili per qualcosa o per qualcuno. È un grande problema, è un vero peccato. Io, Mirella, in tutta sincerità non saprei dove e a chi andare a bussare, ma probabilmente in Regione Veneto qualcuno potrebbe ascoltarci. Certo, anche perché, come ha detto lei, non vengono visti come risorsa, ma come problema. Ecco, non mi fido, non posso darti il lavoro perché mi rallenti il lavoro, e invece non è vero. Negli uffici quante persone potrebbero essere spostate, ecco, per lavorare, diciamo, dove serve lasciare liberi gli uffici a queste persone, ma non ci siamo, me lo dicono i sindacati, i numeri non ci sono. Chiara, cosa vuoi dire, ecco, rispetto a quello che vediamo? Racconta la tua storia, non so se l'avvocato l'ha sentita, che orari di lavoro hai e quante ore dovresti fare per riuscire a sbrigare tutte le pratiche per la tua salute che dovresti fare? Allora, io intanto sul lavoro mi sento fortunata perché lavoro nel pubblico impiego, sono dipendente del comune di Mirano.
L'unica cosa che ho un po' puntualizzato è che il fatto di essere una categoria protetta a volte penalizza, perché ho come la sensazione che uno pensa di essere arrivato quando ti assume, e so già su che piede di guerra mi sono messa, perché non si ha una crescita professionale. Mi sono venuti incontro, e su questo ringrazio anche la pandemia, su quello che è lo smart working, però io devo essere 3 volte alla settimana per ospedali, perlomeno per un periodo che va da gennaio a maggio, e nel rimanente del tempo si salva luglio-agosto, ma comunque tra settembre e dicembre io ho una media di 60 visite all'anno e 3 accessi da gennaio a maggio che sono continui per queste malattie definite croniche. Mi hanno concesso, non da tanto, da 2 anni, la legge 104, questo mi permette di prendermi 2 ore al giorno. L'assistente sociale mi ha consigliato di chiedere al CUP che mi vengano fissate le visite alle 8:30 del mattino. Io mi sono messa a ridere per non scagliare dietro qualcosa, perché ho pensato che questa è utopia, perché quando io chiamo il CUP è già tanto che mi mettano in una lista di attesa piuttosto che mi soddisfano i miei bisogni. E di queste cose qua ne puoi parlare con chiunque, però è veramente difficile da un punto di vista sanitario, cioè o devi rinunciare a essere curato oppure veramente io non so come si debba fare. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, più che la Regione Veneto c'è un ente preposto che si chiama SIL, è il Servizio di Integrazione Lavorativa per le categorie protette, alla quale possono accedere tutte le persone che hanno un'invalidità superiore al 46%. Io racconto la mia storia, cioè inizialmente mi facevano fare tutti i tirocini dove eravamo ancora in lire e andavo a lavorare per 100.000 lire al mese. E per arrivare dove sono arrivata devo ringraziare un sindaco che è passato nella mia vita e la forza che io e la mia mamma abbiamo avuto. Ci siamo impuntati là davanti. E con questo è stato ottenuto qualcosa. Realmente, per quanto riguarda le ditte, ho tante conoscenze che mi dicono che piuttosto che assumere una categoria protetta è meglio pagare una multa, perché quando assumi una categoria protetta non sai mai che tipo di persona ti possa capitare. Le disabilità sono talmente svariate che puoi avere una persona che può produrre, ma puoi avere anche una persona che ha bisogno di un'altrettanta persona che la segua. Questo è vero, però cosa dobbiamo fare? Non l'abbiamo mica scelto noi di ammalarci. Quindi io credo che sono pugnalata quando uso la parola diritto, ma come non ho scelto di ammalarmi, io credo che qualche diritto in più lo dovremo avere. Molto chiara, ti ringrazio. Chiara è stata chiara, avete queste parole che veramente coincidono molto. Io adesso vorrei anche staccare un attimo la spina, poi vediamo l'avvocata Bocchi come risponderà alla nostra Chiara, per capire, ecco, io devo riuscire a capire chi sono, cosa posso fare, e molte volte grazie a questo sport veramente riesco a capire che ce la posso fare anche come fragilità, magari proprio in una fragilità riesco a capire che posso diventare anche un campione. Ecco, se non fosse successo questo incidente, ecco, tocchi il fondo ma poi risali, e grazie allo sport. Guardate che veramente è una cosa incredibile. Allora andiamo a vedere questo video dell'allenamento di questi allievi e poi sentiamo cosa dice la nostra Moira Ferrari.
Moira Ferrari, Olimpiadi, tanto sport, tanti sportivi, medaglie con tante lacrime, l'emozione, ma pensate che lavoro, che allenamento c'è dietro a questa medaglia. Ecco, cosa stai vedendo? Ecco, cosa vuoi dire, Moira? Prego. Allora, vorrei intanto iniziare col dire che lo sport ci rivela. Non forma il nostro carattere, però ci racconta chi siamo ed è un viaggio all'interno di noi stessi ed è questo che io ho visto in queste Olimpiadi, in questi ritorni che ci sono stati. La Brignone insomma è un esempio di tutto ciò. Ho ascoltato una sua intervista che mi ha molto toccata. Lei dice non ci sono al 100%, ma ci sono, ed essere qui solo per onorare il contesto, solo per sentirmi di farne parte, anche questa è una vittoria. È stato secondo me un messaggio importantissimo, perché molto spesso noi rincorriamo il risultato cercando il valore fuori di noi, quando invece io lo dico sempre anche nel mio percorso di coaching, il progetto Sei Tu, noi siamo il valore, la strada siamo noi, il progetto siamo noi, e lo sport dovrebbe proprio insegnarci questo, a prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri talenti naturali, le nostre qualità naturali, quindi ci dovrebbe insegnare a partire dal nostro potenziale per poi affrontare tutto quello che il viaggio richiede, perché all'interno di un percorso sportivo comunque è importante essere resilienti, è importante essere autodisciplinati, quindi sapersi autodisciplinare. È importante avere una visione, ma soprattutto una fiducia incrollabile. Però Moira, vedo che questi giovani, gran parte, non tutti, cercano di avere come risposta e come voglia di partire un mito, un simbolo. Abbiamo visto Sinner con il tennis non si sentiva quasi più, partito Sinner, questo ragazzo che si presenta acqua e sapone, è semplice, dopo fanno tutte le critiche, ma il messaggio che passa è quello, ecco, questa semplicità che ha nel comunicare, nel dire, nel guardare, di muoversi. Questo ha colpito molto e il tennis è arrivato ad avere dei numeri importanti. Ecco, perché hanno bisogno secondo te questi bambini, questi ragazzi del mito per partire? Ho visto lui, e questo è successo anche con te all'ippodromo, queste bambine che ti vedevano con le tue allieve che chiamavano il loro papà e la loro mamma e dicevano io voglio fare questo, mamma, voglio... perché è così, l'abbiamo visto. C'è sempre bisogno però che questi bambini vedano. Ecco quando io dico bisogna intrigarli, prego. Hanno bisogno, secondo me, dell'esempio, prima di tutto, ma anche di credere in un sogno. Io è questo quello che dico sempre ai ragazzi, no? Guardatevi dentro, ascoltatevi, una vita senza sogno è una vita in bianco e nero, io dico sempre questa frase qui. Hanno bisogno di avere una visione, secondo me, e noi adulti siamo lo strumento, siamo il mezzo, dobbiamo essere l'esempio al quale loro possono in un certo senso anche aggrapparsi. È normale che sia così. Per dire, per me sono state proprio le Olimpiadi, mi ricordo giovanissima, io di fronte a questo televisore assistevo alle Olimpiadi della ginnastica artistica e ho detto io voglio fare questo, voglio imparare a volare come queste ginnaste, e le grandi campionesse di quel tempo sono state per me proprio l'ispirazione. Esatto. Ecco, forse è la parola giusta, i ragazzi hanno bisogno di ispirazione. Sentiamo l'avvocato come commenta quello che abbiamo detto, e soprattutto far partecipare anche queste fragilità, vivere la quotidianità anche nel mondo dello sport. Invece si vede con gran fatica, con gran veramente anche impegno da parte loro. E poi come voleva rispondere la nostra Chiara Irceti. Prego, avvocata.
Allora, parto dalla risposta che avevo dare a Chiara. Il problema nostro è questo, che noi abbiamo un articolo 32 che è quello della Costituzione che parla appunto dei diritti della tutela della salute. E poi avremmo anche una carta proprio fondamentale per i diritti del malato, quindi il diritto all'informazione, il diritto anche al mantenimento del proprio posto di lavoro, il diritto dei tempi per la propria salute, il diritto di conoscere le proprie cure, il proprio stato di salute. Però vede Mirella, il mio problema è, e penso sia abbastanza chiaro, noi leggiamo tante cose nei codici, negli articoli, nella nostra Costituzione, però poi in concreto mi pare che non ci siamo. Ci siamo perché ci sono tante mancanze soprattutto laddove servirebbe aiuto, laddove ci sono soggetti malati che hanno bisogno e per cui penso sia un tema da affrontare, ma da affrontare magari ai vertici della politica, della regione. Ecco, io ora non lo so e su questo alzo le mani. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo sempre detto che dove c'è sport c'è un ambiente pulito, un ambiente importante, soprattutto per i giovani, per evitare che girino per le strade senza passioni, senza niente. Dove c'è impegno, dove ci sono ragazzi di qualsiasi età, c'è salute, c'è voglia di fare, c'è appunto una dedizione che va al di là di quello che magari è prescritto a scuola, perché è importante appunto che ci siano le realtà sportive. E quando vedo in certi comuni, Mirella, che chiudono le piscine, che non ci sono i centri sportivi, che la palestra non c'è, che cadono pezzi di soffitto, dico no. E anche nel nostro territorio, guardi, ci sono dei posti, dei luoghi importanti soprattutto per i giovani, dove potrebbero aggregarsi, dove potrebbero veramente fare qualcosa, perché poi si vedono quanti italiani ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni anche adesso. La Lollobrigida, c'è il nostro ghiotto qui dell'altopiano di Asiago, ma bisogna dargli la possibilità ai giovani di diventare, o comunque di fare sport, perché non tutti devono diventare atleti olimpici, però di essere in posti che crescono bene, dove c'è la possibilità di creare qualcosa di positivo. Però finché vediamo le palestre che chiudono, le piscine che non riaprono, la vedo molto dura. Oppure anche con dei costi molto alti che le famiglie non possono sostenere, perché siamo arrivati a questi livelli ormai. Esatto. Chiara, cosa vuoi dire? Allora, io credo anch'io nell'importanza dello sport. Nel periodo in cui io mi sono ammalata, sono sincera, mi hanno escluso anche da quello, ma perché era l'imprevedibilità delle crisi, quindi avevo cominciato a fare calcio, che è la mia passione, però avevano... Neanche si vede, vero, con questo sacchiotto, neanche si vede. E poi c'era il nuoto, ma il nuoto c'era il problema di fare un certificato medico, perché appunto c'è sempre il problema della responsabilità. Adesso vado 2 volte alla settimana in piscina. Sicuramente credo che lo sport sia importante, soprattutto da un punto di vista proprio mentale, per potersi anche scaricare, per poter buttare un po' fuori, anche perché alla fine vi dico un po' questa, ti viene sempre un po' richiesto di tacere. Io sono qua che sorrido a me stessa, ma sapete quanta rabbia ho dentro? Questa rabbia non so dove sfogarla, per cui o la sfogo se vado allo stadio dicendo forza Inter, oppure non so cosa fare. Quindi lo sport è importante anche per questo. Hai trovato difficoltà, come dici, anche adesso? Cioè, vedi che è migliorato qualcosa, oppure secondo te è sempre difficile partecipare, iscriversi? Guarda, io l'ho detto l'altra volta, adesso faccio parte di un'associazione che è l'AVID. Non parlo da un punto di vista dello sport, perché lì non conosco, però so che delle persone diversamente abili che sono iscritte a questa associazione vanno a fare dei campionati italiani di bocce, e sono molti e hanno delle grosse soddisfazioni, e quindi li portiamo in palmo di mano, insomma. E l'associazione dà diverse opportunità che non sono di sport, ma da quella che è l'opportunità di esprimersi con la pittura, con il canto. Giovedì facciamo un pomeriggio della disabilità in una festa di carnevale,
Cioè ti dà varie opportunità, conforme dove tu sei più portato, diciamo. È molto importante. E questo va avanti, grazie innanzitutto alla Presidente, che è la Cristina Alessandri, che avevo tanto piacere venisse oggi, ma non stava Prossima bene. volta. Ecco, ma va avanti grazie al volontariato, che anche questo è un tema nel quale spingiamo, ma è veramente vero, e poi mi rendo conto quanto questi ragazzi, che di fondo ciascuno ha la propria disabilità, c'è chi per esempio non sa, io l'ho scritto anche nel libro, pare impossibile che dei ragazzi che non sanno esprimersi vengano a far parte di una realtà canora, il venerdì ci troviamo per cantare, ma realmente non siamo un'associazione, siamo una grande famiglia. Bellissimo. Allora andiamo a vedere anche questo video, Gymnasium prima parte, poi chiudiamo con la nostra Moira Ferrari. Intanto complimenti Moira per queste ragazze, avete visto la verticale, avete visto che roba. Moira, come vuoi salutarci? Cosa vuoi dire questa mattina? Che io voglio mettere l'attenzione su una cosa fondamentale. Cercate sempre veramente il valore che è dentro di voi. Noi siamo persone uniche. Io voglio condividere questo sentire anche con Chiara. Grazie. In quanto uniche siamo speciali e tutti noi possiamo realmente portare il nostro contributo, perché noi siamo il progetto della nostra vita e siamo la strada da percorrere. Grazie, grazie a Moira Ferrari. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Bocchi. Io mi permetto di dire che è un arrivederci il nostro, perché abbiamo sempre tante cose di cui parlare. Ecco, il saluto che vi voglio fare oggi è quello dell'affrontare appunto dove ci sono i problemi, nel parlarne proprio come fa lei, Mirella, perché penso che questo sia importante, perché piuttosto di dire pazienza è così, no, cerchiamo di cambiare, cerchiamo di crescere, cerchiamo di avere quei servizi di cui abbiamo bisogno e i diritti che ci spettano. Quindi un grazie a tutti e arrivederci, a presto. Senta, avvocato Bocchi, se avesse adesso il nuovo presidente della regione Alberto Stefani, cosa chiederebbe come prima cosa? Come prima cosa io chiederei qualcosa di vero per i bambini dal punto di vista dello sport. Chiederei effettivamente che ci fossero più palestre, più piscine, e poi una cosa che non c'entra con il programma odierno, che quelle che sono le belle manifestazioni del Veneto, che siano mostre, che siano teatri, vengano veramente pubblicizzati di più, perché abbiamo degli eventi meravigliosi nella nostra regione e mi creda, o sono io o non lo so, non c'è pubblicità, non riusciamo a saperlo che effettivamente c'è la finale di... Ma lo sa che io ho scoperto per sbaglio che l'Italia's Got Talent, la finale era a Vicenza, nessuno l'ha mai detto che era al teatro qua, per dire. Sa che le do ragione, perché ho avuto una telefonata proprio di una signora dove un sindaco spiegava qua in diretta quello che aveva fatto, che le manifestazioni. Lei ha chiamato e ha detto: mi scusi sindaco, ma io non sapevo mica che lei faceva queste cose qua, avrei potuto partecipare, se la fa e se la gode.
capisce che hai ragione quello che dice lei, si dimenticano forse, fanno delle cose importanti e dopo come facciamo a saperlo? Ed è veramente, ha ragione avvocato, ha ragione, ha fatto bene a dirlo. Chiara, come ci saluti? Intanto voglio ringraziare Mirella per avermi dato l'opportunità di essere me stessa. Come nel libro si intitola Sorrido a me stessa, e quando vengo qua mi sento accolta in una famiglia dove veramente mi sento libera di essere me stessa. Quando vado a casa non so cosa succederà. Niente? Ascolta, aspetta, manca poco, ma se avessi di fronte il presidente Alberto Stefani, ecco, visto che hai chiesto ormai il presidente Zaia è da un'altra parte, cioè non è più presidente. Tanta voglia di conoscerlo personalmente, per illustrarle non solo le carenze che lei ha, ma anche per portarle a galla le cose che funzionano, perché non si può fare di tutto un'erba un fascio. Però mi piacerebbe tanto che lei potesse ascoltarmi con gli occhi di una persona, non di un politico, e che lei mi dicesse se sbaglio in qualcosa, se ho diritto a qualcosa in cui credo. Io sono una persona che ha ancora diversi sogni e voglio credere di poterli realizzare, però ho anche bisogno del vostro aiuto. Quindi se lei vuole anche solo fare una presentazione del mio libro insieme, io ne sarei veramente molto grata. Grazie. Ecco, sentite che Chiara non chiede la luna e soprattutto l'ascolto, ecco, sentirsi viva, sentirsi partecipe, ecco la parola partecipazione, ecco, capire che lei ha detto mi è molto piaciuto, io sono intelligente, io so dove posso arrivare e dove posso veramente cercare di sfruttare al massimo le mie capacità. Ecco, noi dobbiamo dare la possibilità a Chiara di fare questo. Ecco, chiedo anche all'avvocata Bocchi, anche lei di premere sull'acceleratore, perché noi dobbiamo ormai progetti, proposte, numeri, persone hanno tutto. L'importante adesso non più parlare ma agire. Avvocato, un minuto, ma glielo devo dare. Cosa vuole dire? Guardi, è vero, è verissimo quello che sta dicendo, i progetti, però dobbiamo cercare di cambiarlo un po' il sistema, perché sia nel mondo del lavoro che anche quello che mi accompagna quotidianamente, la giustizia, quanto è difficile cercare di avere proprio, non dico giustizia, perché a volte si crede di volere la luna, in realtà magari solo che venga rispettata la dignità, no? La dignità di una vittima, di un minore, di un qualcuno che ha situazioni difficili. Serve tanta sensibilità, Mirella, non sempre c'è. Purtroppo questo è vero, ma noi ci proviamo, almeno ci proviamo, e soprattutto ascoltare queste meraviglie di persone che abbiamo, diversamente agili, vero? Sì. E molto fragili, che hanno bisogno di risposte immediate, perché un minuto per loro è un minuto, un giorno è un giorno, e non come la politica, certi politici che per loro un minuto, un mese, un giorno, un anno è la stessa cosa. Grazie veramente alle mie ospiti. Adesso andiamo a vedere il Babbo Natale. Babbo Natale che è arrivato al Banco Solidale, a Pasqua finiamo ancora qui Babbi Natale, pensate quanti assegni abbiamo dato, andiamo a vedere i vostri assegni. Isabella, anche quest'anno con gli ascoltatori di Rete Veneta ci hanno dato la possibilità di aiutare alcune famiglie, in modo particolare gli anziani, e ti diamo un piccolo assegno così per le tue necessità. Grazie. Ecco, grazie, perché, siete veramente di grande. Grazie, buon Natale a tutti. E tanti auguroni ancora. Anche a lei, sai? grazie mille. Ecco, sei emozionata un po'. Anche quest'anno, grazie agli amici di Rete Veneta, a tutti gli ascoltatori, abbiamo la possibilità di darvi un aiuto. Per farti fare un buon Natale e le tue necessità. Grazie mille. Grazie Mirella, grazie di cuore. E auguri, sai. Auguri. Buone feste, dai. Feste, Hai modo di... Allora, tanti auguri di buone feste. Grazie. E a nome di Rete Veneta desideriamo farti un piccolo regalo, però un regalo che scegli tu attraverso il numero e vediamo se sei fortunata o meno. Ecco. Va bene? Va bene. Che numero? 82. Intanto auguroni di buone feste, siamo qui al Centro Solidale e gli amici
di Rete Veneta anche quest'anno vogliono farti un regalo a sorpresa. Sarai tu a sceglierlo pescando un numero. Vediamo quanto fortunata sei. 5. Andiamo in fondo pian pianino e andiamo a vedere cosa c'è. Certo. Anche quest'anno gli ascoltatori di Rete Veneta, i nostri amici, ci hanno dato la possibilità di poter aiutare con un assegno anche quest'anno per le sue necessità. Ecco. Grazie. E ringrazio Rete Veneta, i suoi ascoltatori e tutti quelli che mi hanno aiutato tutto quest'anno. Siamo contenti. Allora buon Natale. Buon Natale. Buon Natale e tanti auguroni ancora. Grazie. Ecco qua va, buon Natale. Allora intanto tanti auguri di buone feste e a nome degli amici di Rete Veneta desideriamo farti un regalo. Grazie. Un regalo che tu sceglierai prendendo un numero e poi vediamo come sei fortunato. Anche quest'anno siamo in grado, con l'aiuto di Rete Veneta e dei suoi ascoltatori, di poter dare un aiuto ad alcune famiglie che sono in difficoltà, che hanno problemi, e quindi noi abbiamo pensato anche a te e questo è il regalo di Rete Veneta. Ecco, per Natale. Grazie mille, grazie a tutti. Non commuoverti, hai capito? Auguri di buone feste e a nome di tutti gli amici di Rete Veneta, e Mirella compresa ovviamente, anche oggi ti facciamo un regalo, lo scegli tu, prendi un numero, poi andiamo assieme a vedere il regalo che hai preso oggi. Allora, tanti auguri di buone feste anche a te e gli amici di Rete Veneta ti vogliono fare un regalo. Tu scegli un numero e vediamo come sei fortunata. Va bene? Nel farle i nostri migliori auguri di buone feste, a nome di Rete Veneta, dei suoi amici, dei suoi telespettatori, desideriamo farle un piccolo omaggio. Un omaggio che lei attraverso un numero può pescare.